Benvenute e benvenuti nell'Università di Udine. Apro i lavori di questo seminario dal titolo Cultura e formazione versus violenza di genere. Un seminario che abbiamo fortemente voluto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che abbiamo deciso di celebrare in un modo un po' diverso, parlando di violenza ma da una prospettiva nuova. Io sono Valeria Filì e sono la delegata del magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, per le pari opportunità e presidente del CUG, e porto i saluti del magnifico rettore che però interverrà successivamente. È stato trattenuto da una riunione con gli altri rettori per parlare del PNRR, ma appena si libera cercherà di connettersi. È un vero piacere poter avere insieme tanti rappresentanti delle istituzioni, perché l'Università di Udine, insieme a tutto il tessuto locale e nazionale, è in prima linea per cercare proprio di lottare contro questo fenomeno, quello della violenza di genere, che è un fenomeno purtroppo ancora molto presente, come sentiremo, ma che va affrontato alla radice. Noi nelle pagine di giornali, nelle televisioni, sentiamo la punta dell'iceberg, quindi emergono le vicende di cronaca che ovviamente colpiscono l'attenzione di tutte e di tutti, ma le radici sono profonde e quindi questo evento cerca di far capire tutta una serie di aspetti che riguardano le radici della violenza, e la violenza si combatte per noi dell'università e per la rete delle altre istituzioni che abbiamo tessuto, si combatte con la cultura e la formazione. In questo contesto oggi avremo anche un altro momento importante per noi dell'Università di Udine, e cioè avremo il ricordo di Silvia Gobbato, che è stata una nostra studentessa ed è stata praticante avvocata, e quindi oggi sarà anche il momento della consegna del premio di laurea in memoria di Silvia. Ecco perché è importante ricordare la partnership tra l'Università di Udine e l'Ordine degli Avvocati di Udine. Una partnership che viene da lontano, abbiamo fatto tante cose insieme, facciamo oggi ancora questa, ma per andare avanti insieme, ripeto, alle istituzioni che oggi sono qua presenti. Allora, per me è un piacere passare la parola al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Avvocato Massimo Zanetti. Io ringrazio la professoressa Filì anche per le belle parole espresse nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Udine e dell'Avvocatura friulana, proprio per questa collaborazione che ci lega all'università non solo per questo evento ma per molti eventi, e che ci lega da molto tempo. Io credo che oggi il nostro cuore, la nostra testa sia attraversata da due emozioni contrastanti. Da un lato la gioia naturalmente di incontrarci, la gioia di essere qui per promuovere la cultura su un tema così importante. E credo che non si debba mai smettere di parlare di violenza di genere, come di tutti quei temi che in qualche modo incidono sulle libertà personali, e sia importante farlo attraverso una sensibilizzazione della cittadinanza. Dall'altro lato però questo sentimento positivo, questa gioia di vederci e di affrontare questo tema insieme è accompagnato anche da un ricordo doloroso, un ricordo molto triste, la morte di Silvia Gobbato, come giustamente veniva riferito dalla professoressa Filì, non solo studentessa in giurisprudenza, ma una giovane donna che aveva il futuro davanti a sé e che voleva una cosa, voleva essere un avvocato. E Silvia Gobbato è stata uccisa da un uomo sostanzialmente molto lontano da quella che era il suo vissuto, per ragioni futili, ragioni di denaro. Se andiamo a analizzare questo evento, credo che sia fortemente collegato con il tema che oggi andremo ad affrontare. Sostanzialmente quello che è emerso è che quest'uomo, proprio per carenza di cultura, identificava nella donna un soggetto debole, identificava nella donna un soggetto che in qualche modo poteva essere lo strumento per raggiungere quello scopo di ottenere appunto queste risorse economiche. Silvia Gobbato era una
studente eccellente, ma non solo una studente eccellente, era anche, sarebbe diventata un eccellente avvocato. Aveva già sostenuto gli iscritti dopo un periodo di praticantato e aveva ottenuto il secondo miglior scritto a livello distrettuale. Io credo che se Silvia oggi fosse qui con noi sarebbe entusiasta di questo evento e lo sosterrebbe, così come l'Ordine lo sostiene. Lo ha sostenuto, lo sostiene oggi e lo sostenerà anche in futuro, indipendentemente poi da chi sarà il presidente, perché parlare di cultura è fondamentale, parlare di queste tematiche è assolutamente importante. La partnership con l'università è fondamentale perché vi è un punto di contatto che io ritengo essere assolutamente virtuoso. Tanto l'università quanto l'avvocatura friulana oggi ha un obiettivo, che è un obiettivo comune, cioè quello di parlare alla cittadinanza, quello di fare formazione. Noi parliamo nelle scuole, parliamo oggi qui, dinanzi agli studenti universitari, e parliamo ai cittadini attraverso delle conferenze o degli incontri aperti alla cittadinanza. Io credo che questo elemento sia l'unico elemento che possa portare a quella cultura della giustizia che è per l'avvocato un punto fondamentale e irrinunciabile. Guardate, ne parlavo l'anno scorso quando abbiamo dedicato un evento alla morte di Ebru Timtik, un'avvocata turca che si è lasciata morire per assenza di giustizia, per assenza di un giusto processo. Noi diamo per scontate tante cose, noi pensiamo che certi diritti acquisiti non ci possano essere in alcun modo portati via e quindi abbiamo un'asticella molto, molto elevata. In realtà ci rendiamo conto e ci siamo resi conto come in paesi molto vicini al nostro, come ad esempio la Turchia, questi diritti sono stati messi in discussione e quando ciò accade e quando uno Stato si allontana da quelli che sono i principi della democrazia, sostanzialmente coloro i quali vengono in qualche modo diventano vittima del potere sono proprio avvocati e magistrati, perché avvocati e magistrati sono il baluardo, l'ultimo baluardo della giustizia e della libertà. E allora io credo che, richiamandoci anche all'articolo 3 della nostra Costituzione, nella parte in cui si sollecita la Repubblica Italiana a rimuovere ogni ostacolo che possa in qualche modo pregiudicare libertà e uguaglianza, noi, Consiglio dell'Ordine, Avvocatura Friulana, voi, Università, quale anche articolazione comunque dello Stato, abbiamo il dovere di intervenire. Non lo possiamo fare dal punto di vista economico, però lo possiamo fare dal punto di vista sociale. E quindi ritengo e faccio un plauso all'Università per essere vicini a noi in questo cammino. Molto probabilmente da soli non saremo riusciti e non riusciremo a ottenere quello che stiamo ottenendo. Io credo che insieme la sinergia, l'empatia, l'inclusione siano gli strumenti per arrivare a dei grandi obiettivi, che sono quelli che poi rientrano nel nostro titolo, che sono quelli che rientrano nel titolo di questo incontro e di questo seminario. Cultura e formazione, quali strumenti per abbattere i pregiudizi. Grazie. Grazie Presidente dell'Ordine e adesso passo la parola con vero piacere al prefetto di Udine, il dottor Massimo Marchesiello, perché proprio come vi dicevo questa rete, questo tavolo che stiamo costruendo con tante istituzioni vede la presenza in prima linea anche della Prefettura. Prego. Buongiorno a tutti, ovviamente grazie alla dottoressa Fili e all'Università che ci accoglie ma lo dico sinceramente, ha accolto subito questa mia richiesta di adesione a una rete. Si parla molto e moltissimo di rete, di protocollo, è ovvio che ci dobbiamo credere, perché se vogliamo mettere giù un protocollo dove tutti i soggetti istituzionali, e io richiamo sempre poi l'attenzione molto sulla presenza e sul supporto che ci devono dare i centri antiviolenza, che sono un soggetto fondamentale, come primi gangli e primi referenti di situazioni di disagio, ci dobbiamo essere tutti. L'Ordine degli Avvocati sicuramente, dei giornalisti che hanno, come dire, a volte grosse, lo sappiamo tutti, responsabilità in valutazioni, in minimizzazioni di situazioni,
E poi, vabbè, ovviamente le forze dell'ordine che ci danno un contributo continuo. Io ho già avuto modo di apprezzare i colleghi qui a Udine, come li ho apprezzati dalla mia precedente esperienza a Gorizia. E sono loro i primi sensori, i primi referenti di altre situazioni di disagio. È ovvio che la cultura della formazione, che su questo ecco, dobbiamo lavorare tutti, perché una formazione specifica per trattare situazioni di violenza di genere o comunque situazioni di tensioni all'interno dei nuclei familiari è fondamentale. Questo vale anche e soprattutto per gli operatori sanitari come per i medici, che sono anche loro coinvolti in situazioni in prima battuta. Quindi creare rete vuol dire effettivamente coinvolgere con ampie possibilità di formazione, di educazione, di sensibilizzazione a più lati. Io dico che alla fine noi, diciamo, i miei coetanei sono per me ormai irraggiungibili su certe situazioni, quindi purtroppo la cultura si è sedimentata, si è forse, soprattutto in certe zone, a parte dell'Italia ma anche del mondo, ormai incancrenita. È ovvio che dobbiamo lavorare moltissimo con i ragazzi, quindi la formazione e la cultura dei ragazzi, la cultura che sicuramente poi potrà coinvolgere, in questo credo che anche l'ufficio scolastico provinciale, come il regionale, come i dirigenti scolastici possano essere coinvolti in tante iniziative che ci possono dare una spinta verso il futuro. Si parla molto di clima in questo periodo, ma io dico che è un'altra situazione da cui veramente forse non riusciamo ad uscire, perché continuo a essere pessimista dinanzi ai numeri, dinanzi alle situazioni, dinanzi agli episodi che si verificano in tutte le latitudini e in Italia spesso e volentieri purtroppo. Abbiamo un'altra, come dire, grossa emergenza da cui culturalmente non riusciamo purtroppo a dare segnali di riscatto. Ci sono state convenzioni, ci sono state normative importanti che si sono succedute, non ultima quella che ha riguardato l'introduzione del concetto di codice rosso. In questo la magistratura sicuramente è molto sensibile e aiuterà tanto la giusta causa. E poi quando parliamo comunque di formazione e di cultura parliamo anche di estremizzazioni di situazioni che non riguardano solamente le donne, ma io vorrei che anzi le scuole e l'università ci desse una mano anche per altri tipi di marginalizzazioni e altri tipi di selezioni e di discriminazione, e parlo ovviamente di quelle che legate anche al recente dibattito che ha visto il decreto Zan alla luce dei riflettori. Tra l'altro ve lo dico sinceramente, mi meraviglio molto, ma voi lo sapete, con i colleghi, in particolare col Questore, siamo sempre coinvolti in cortei, in manifestazioni di Novax, ma a me farebbe anche piacere vedere manifestazioni per altre situazioni, per altre giuste cause, clima e sicuramente anche le discriminazioni sessuali, che sono a maggior ragione importanti in questo momento. Se vogliamo dare un senso veramente di cultura e di formazione alla futura generazione che dovrà affrontare sicuramente avventure molto più importanti di quelle che le abbiamo lasciato purtroppo in eredità. Grazie per l'attenzione e ovviamente auguri a tutti noi. Cercheremo veramente di fare rete e come dire, protocolli solidi che poi possano essere vivificati nel futuro. Grazie. Grazie per le sue parole. Sì, certamente protocolli che siano poi utili quotidianamente, quindi che non restino solo sulla carta, quindi questo sarà fondamentale. Passo adesso volentieri la parola al Presidente del Tribunale di Udine, il Dottor Paolo Corder, perché anche il Dottor Corder è sempre stato molto attento a queste tematiche, partecipando attivamente anche al tavolo tecnico che su queste questioni è stato organizzato proprio dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine e dall'Avvocata Rifiorati, che poi sentiremo. Prego, dottore. Buonasera a tutti, grazie alla professoressa Filì, grazie all'Università per l'invito e per l'organizzazione di questo importantissimo evento. Evidentemente non basta. Il codice rosso evidentemente non basta. L'inasprimento delle pene evidentemente non basta. Il
coordinamento tra tutte le istituzioni, tra i cosiddetti stakeholders, le reti, i protocolli, pur assolutamente meritevoli, e qui la professoressa ha appena ricordato quello assolutamente meritevole organizzato dal Comitato Pari Opportunità, che vede in prima linea il Tribunale di Udine grazie all'avvocatessa Rifiorati. Evidentemente non basta. La sensibilizzazione massiccia attraverso i media, attraverso la formazione, le scuole, le istituzioni ancora una volta, che denigrano e che gettano un discredito nei confronti di coloro che commettono questi tipi di delitti, evidentemente non basta. E non basta perché la carneficina delle donne e delle ex continua, come se nulla fosse, al di là dei dati statistici. Quindi vuol dire che nonostante tutto il nostro impegno, massimo, evidentemente non basta, occorre fare di più, perché è inammissibile che continui la carneficina e quasi tutti noi finiamo per assuefarci a un costante e continuo omicidio di donne e di ex. Evidentemente occorre fare di più. E allora occorrono eventi come questo, ma come molti altri, anche come i tavoli, in cui occorrono idee nuove, perché evidentemente quelle che abbiamo avuto fino ad oggi, assolutamente meritevoli, evidentemente non bastano. E allora, come un flusso di coscienza alla James Joyce, all'Ulisse, cioè occorre che vengano fuori nuove idee, vengano fuori nuovi strumenti, nuovi elementi. E allora mi viene da pensare nel lungo periodo, cioè nel lunghissimo periodo, perché non ipotizzare, sto per flusso, quindi idee, ma idee anche magari utopistiche, magari inutili, ma idee ci vogliono, perché evidentemente non basta, perché non pensare a istituire una sorta di cattedra fin dalle elementari che potremmo chiamare formazione sentimentale, per far sì che la relazione tra un uomo e una donna, tra due uomini, tra due donne, non sia impostata sulla nozione di possesso. Perché io ho impressione che in molti casi ci sia questo background culturale. Ma se vogliamo incidere dal punto di vista della cultura, è chiaro che non possiamo metterci, non è sufficiente il tavolo, come diceva il signor prefetto, qui ormai ci sono generazioni ormai bruciate da questo punto di vista, ma evidentemente non basta, occorre partire dalle elementari e fare che i nostri bambini, maschi e femmine, abbiano un aiuto in un percorso di crescita, di formazione sentimentale. Perché non pensare, sotto un profilo repressivo, e cambio completamente registro, al famoso braccialetto elettronico obbligatorio in casi di eventi caratterizzati da particolari aggravanti. Obbligatorio. E in questo tema, su questo tema, non ci devono essere ostacoli che riguardino le risorse economiche. Perché ditemi voi qual è il tema che più di questo che non consente degli ostacoli sotto il profilo delle risorse economiche. E ancora mi viene in mente un'opera io guardate, ho sempre ritenuto che il parlare continuamente nei media di eventi, come diceva giustamente la professoressa, c'è tutto il sommerso che è ancora più difficile da far emergere e ci sono gli eventi eclatanti. E ho ritenuto fino a poco tempo fa che in fondo il fatto che nei media si parlasse così frequentemente, in modo così ampio di eventi come questi, potesse fare da argine. E invece mi sono reso conto in questi ultimi anni che forse fa da cassa di risonanza, perché lo spirito emulativo in questo ambiente, in questo tema, è a dir poco incredibile. Evidentemente non basta quello che facciamo. E allora l'ultima cosa che mi viene in mente, e faccio consapevolmente un paragone del tutto sproporzionato e fuori luogo, lo faccio consapevolmente, ma parlando di crisi d'impresa e di fallimento, il legislatore ha pensato ai sistemi di allerta per evitare che arrivi il fallimento, cioè arriviamo prima. Ecco, allora perché non, e qui ci vogliono idee, io non ne ho, ma
da sistemi di allerta durante la relazione. Perché non pensare a aiuti pubblici, magari a qualcuno che è più in difficoltà, di saper decifrare le persone con le quali io vivo? Non lo so, evidentemente non basta quello che abbiamo fatto. Vi ringrazio tantissimo e porto i saluti del Tribunale di Udine e auguro un buonissimo convegno. Grazie. Grazie per le sue parole e poi cercherò di dare qualche suggerimento. Abbiamo il rettore in collegamento, vero? Mi dicono dalla regia. Magnifico rettore, eccoci, che piacere averti qua tra di noi. Ciao Valeria. Sì, io no, a parte che ho colto qualche battuta finale della relazione, ma ci tenevo, senza farvi perdere troppo tempo, a dare solo un saluto a tutti coloro che sono, ai relatori naturalmente e anche a chi è collegato, ricordando, come sarà stato già fatto, insomma volevo ribadirlo, quanto importante sia per noi questo tipo di attività, ma non solo, anche questo seminario che è in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma è anche un momento importante in cui si ricorda la nostra, diciamo, ex studentessa Silvia Gobbato, che insomma una tragica vicenda, come dico spesso, ci ha privati tutti del suo futuro. Io vorrei ringraziare anche l'ordine degli avvocati, che mi pare siano coloro che insomma sostengono l'ordine degli avvocati che sostiene per il secondo anno questo premio, e che dà modo anche di sostenere e continuare questa attività, che non sia solo un'attività accademica, ma anche premiando le lauree che sono su argomenti di questo tipo. Sappiamo quanto bisogno ce n'è. Approfitto per ricordare anche tutta l'attività che fa la nostra delegata con il gruppo del Comitato Unico di Garanzia. Ho avuto anche modo di ricordarlo ieri in inaugurazione dell'anno accademico, tanto importante per noi. Questi sono questi aspetti per cui l'idea di poter mettere sempre insieme esperti, relatori, che non solo accademici, che affrontino e portino all'evidenza di tutti i problemi di questo tipo, credo che rientri in una missione, a volte si dice terza missione, in realtà dovrebbe essere la prima in questo caso, in cui si sensibilizzano le coscienze, si crea consapevolezza di quanto il problema sia ampio e quanto sia necessario affrontarlo sempre e comunque non solo producendo la conoscenza, ma anche condividendola. Quindi io ci tenevo veramente a ringraziare sempre non solo chi organizza, chi dà il contributo per mantenere viva questa iniziativa, chi premia giovani che si cimentano in questo argomento, e naturalmente un grazie a tutti quelli che partecipano con entusiasmo e sempre con anche, diciamo, con la capacità poi di trasferire a loro volta. Questo sarebbe veramente importante, creare un effetto domino, anche quello che viene detto in queste relazioni. Ieri ho potuto ricordare anche i numeri, per esempio, di corsi trasversali che sono stati fatti in argomenti che comprendono anche questi, in cui si arriva facilmente alle centinaia o alle migliaia addirittura di persone che partecipano. Mi dispiace non essere stati lì con voi. Purtroppo le riunioni precedenti mi sono concesso una giornata di riposo, chiamiamola così, o di svago ieri con l'inaugurazione, e quindi ho dovuto ritornare a svolgere l'umile mestiere ma molto faticoso del rettore. Ci tenevo solo a salutarvi e a darvi veramente un buon lavoro ancora e a ringraziarvi per tutto quello che fate. Grazie, magnifico, sono io che ti ringrazio a nome di tutti, ti lasciamo tornare alle sudate carte, grazie però, aspetta quindi ancora un secondo, grazie per tutto quello che ci consente di fare, perché è vero che il CUG sta facendo tanto, però il supporto dell'Ateneo è fondamentale in tutti i sensi, quindi dopo cercherò di illustrare alcune delle azioni su cui stiamo procedendo. Mi fa piacere, benissimo. Bene, grazie per essere stato qua. Grazie a tutti. Grazie.
Anche la Procura di Udine ovviamente è stata interpellata e abbiamo chiesto alla dottoressa Danelon di portare la voce della Procura, chi più in prima linea della Procura, quindi a lei la parola. Ringrazio mille questa occasione che mi è stata data di essere presente oggi e di condividere questo momento fondamentale di cultura e formazione su un argomento così delicato. Trovo che il titolo di questo seminario sia davvero il migliore in assoluto, perché è la cultura ed è la formazione. Sono questi i due pilastri su cui lavorare. Non c'è strumento normativo, non c'è tecnica investigativa, non c'è capacità, acutezza di un pubblico ministero o di un investigatore se non c'è cultura e formazione. Richiamo, giusto anche alla mia memoria, la risoluzione delle Nazioni Unite del dicembre del 99 che ha istituito la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per l'eliminazione. Questa risoluzione nel 99, oltre a dare una definizione di violenza contro le donne che è tuttora attuale e che è stata ripresa poi in molti altri strumenti normativi, ci ha consegnato due temi fondamentali dal mio punto di vista, che costituiscono i pilastri per tutto questo settore. Infatti, cosa dice questa risoluzione? La violenza contro le donne è ritenuta una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra i sessi. Uno dei meccanismi sociali cruciali di dominio e discriminazione con cui le donne vengono costrette in una posizione di inferiorità. Prima fondamentale consegna. Quindi nasce da lì la violenza contro le donne, il fenomeno nasce da lì, quindi possiamo immaginare che storia questo fenomeno possa avere. Seconda consegna che ci fa questa risoluzione del 99 ed è questa: il tema della violenza contro le donne è un tema che si inserisce in un contesto molto più ampio, che è quello dei diritti umani. E in questa risoluzione viene affermato con assoluta certezza, determinazione e chiarezza che la violenza contro le donne è da ritenersi come un ostacolo al raggiungimento dell'eguaglianza, un ostacolo al raggiungimento della pace. Di questo stiamo parlando. Allora, se di questo stiamo parlando, cioè una radice così atavica, così radicata nella nostra cultura, e dall'altra parte stiamo parlando di eguaglianza e di pace che sono minate dal fenomeno della violenza contro le donne, capiamo bene che se non c'è cultura e formazione, non c'è codice rosso che tenga. Ha ragione, tutto quello che è stato detto l'ho condiviso in pieno. Non basta quello che si è fatto fino adesso, bisogna lavorare sulla cultura e sulla formazione. Devo dire che nel corso di questi anni si sono fatti dei passi in avanti non da poco. Ci sono state leggi importantissime, da ultimo il Codice Rosso, la stessa riforma Cartabia, l'articolo 2 della legge 134 del 2021, entrato in vigore il 19 ottobre di quest'anno, prevede già anche qui un tassello in più in questo campo. Per esempio, appunto, estendendo tutta la normativa del Codice Rosso alle ipotesi di reato da Codice Rosso nella loro forma tentata, estendendo il Codice Rosso e la normativa del Codice Rosso al delitto tentato consumato di una donna, a prescindere dalla relazione. Quindi ogni normativa è stato un passo avanti, su questo non c'è dubbio, però quello che conta è formazione e cultura. In questo senso devo dire che l'attenzione si sta muovendo, anche il nostro Consiglio Superiore della Magistratura a partire dal 2009 ha varato una serie di delibere che riguarda l'attività giudiziaria e gli uffici giudiziari, imponendo
imponendo, tra virgolette, dei gruppi di lavoro specializzati in questa materia, imponendo delle prassi operative, ai capi degli uffici imponendo dei criteri organizzativi, imponendo una priorità nella trattazione di questi procedimenti imposta anche normativamente nel corso del tempo, ma già prima anticipata da delibere del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi si sta muovendo l'attenzione e devo dire che anche nella nostra realtà stiamo lavorando su questi temi e ringrazio davvero tutti quelli con cui ho avuto a che fare in questi mesi, da quando mi occupo di questi reati, considerato che sono procuratore aggiunto e sono responsabile del gruppo di lavoro dei magistrati che si occupano di reati in materia di violenza contro le donne. E abbiamo avviato, o per meglio dire abbiamo continuato sul percorso della formazione. Ho insistito affinché ci fossero dei team specializzati di polizia giudiziaria, sia presso le sezioni che dipendono dalla Procura della Repubblica, quindi Carabinieri e Polizia di Stato, sia sul territorio con le forze dell'ordine che lavorano sul territorio, cercando di ottenere, e ho ottenuto, l'individuazione di referenti sul territorio, in modo tale da coinvolgerli sempre costantemente nella formazione, affinché i punti di riferimento sul territorio possano calare la loro esperienza nel concreto, nel quotidiano. Perché noi dobbiamo immaginare che dobbiamo fornire una risposta qualificata, valida a chi chiede giustizia in queste materie. Quindi da questo punto di vista il progresso culturale c'è stato, perché nei tempi passati era difficile persino affrontare questa tipologia di reati, persino confrontarsi, fare dei corsi con le forze dell'ordine, con chi si trovava a combattere. Adesso è molto facile, la sensibilità è aumentata, l'attenzione è forte. Vi consegno solo ancora un breve riferimento dal punto di vista dei dati. Abbiamo parlato che il fenomeno c'è, è inesorabile, continua, nonostante tutte le normative importanti che si sono fatte, i numeri ci sono. Sono anche aumentati leggermente se consideriamo tutte le fattispecie, sia quelle tipicamente da codice rosso e pesantemente indicative del fenomeno di cui oggi parliamo, sia i reati che sono dei campanelli d'allarme, che non possono essere trascurati, che vanno individuati con attenzione. Il trend, in questo periodo, da quando anche è entrato in vigore il codice rosso, non ha subito miglioramenti. Giusto, le pene aumentate non hanno fatto effetto. E gli strumenti di azione, la celerità nelle investigazioni, non ha fatto effetto. La possibilità di chiedere misure cautelari in maniera, un po' più accelerata e anche più vasta, non ha prodotto effetto. Ma questo non significa che non dobbiamo continuare. Ma questo percorso deve affiancare quell'altro. I numeri della Procura, giusto per darvi un'indicazione. Procura di Udine, nel periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021, quindi 9 mesi, ha visto ben 221 procedimenti per il reato di cui l'articolo 572 Codice Penale, maltrattamenti in famiglia. 121 procedimenti per il reato di stalking, 612 bis Codice Penale, che è un campanello d'allarme non da poco. Poi un numero significativo di procedimenti anche per quanto riguarda il 612 ter Codice Penale, cioè la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Anche questo un fenomeno in netto aumento. Poi ci sono i casi di violenza sessuale, di violenza di gruppo, e anche questi hanno visto ben 61 iscrizioni. Questi sono i numeri dei reati che pesano, quelli che rappresentano situazioni compromesse.
Poi ci sono anche quelli satellitari, che sono campanelli d'allarme che vanno individuati. La pandemia non ha aumentato i numeri. Non so se ne dobbiamo ancora vedere gli effetti. Per adesso posso dire, perché è una questione che è stata richiesta più volte, se la pandemia ha inciso su questo, sulle fattispecie in questo settore. Statisticamente presso la Procura di Udine non abbiamo registrato un aumento. Speriamo che questo possa essere letto in maniera positiva. Ma evidentemente non basta, e condivido le parole del Presidente del Tribunale, oltre che quelle di coloro che mi hanno autorevolmente preceduto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, perché stiamo proprio entrando e toccando con mano una serie di dati e quindi entrando appieno nel tema. Cedo adesso la parola alla dottoressa Manuela De Bernardin Stadoan, il questore di Udine. Ha già dato un quadro preciso della situazione e anche dell'importanza di continuare a riflettere sull'argomento. Per quanto riguarda la formazione, le forze di polizia, in particolare la Polizia di Stato, hanno investito molto. La polizia è dalla fine degli anni 50 con la polizia femminile che ha istituito un ufficio, un gruppo di operatori che si occupavano sostanzialmente di queste problematiche. Dopo la legge dell'81, quindi la riforma, gli uffici sono stati riorganizzati, ma già dal 2000 le squadre mobili hanno una sezione che si occupa di queste problematiche. Ripercorrendo un po' l'evoluzione normativa, penso che abbiamo fatto molto, abbiamo un apparato di strumenti, di previsioni di delitti, ma anche di strumenti processuali, mi sembra abbastanza efficace. Però le violenze non vengono a diminuire. Perché? Perché bisogna insistere sull'aspetto culturale. Spesso, nella mia esperienza, quando ho trattato questi casi, ho avuto l'impressione che le donne non hanno consapevolezza di essere uguali agli uomini spesso. Io non mi sono mai sentita inferiore a un uomo, ma questa mancanza di consapevolezza l'ho vista non solo nelle donne magari prive degli strumenti economici, degli strumenti culturali, quelle che appartengono ad ambienti emarginati, ma l'ho vista anche in donne dotate di tutti gli strumenti per affermare la propria personalità. E quindi lì dobbiamo insistere, secondo me, far capire a tutte le donne che siamo uguali agli uomini e quindi dobbiamo essere consapevoli che non dobbiamo farci mettere i piedi in testa, ma proprio perché siamo uguali, non abbiamo bisogno spesso di strumenti aggiuntivi per essere tutelate, ma dobbiamo essere consapevoli di essere uguali. Non so se è un'idea poco politicamente non corretta. Però vedo ad esempio anche un altro aspetto. Adesso ci troviamo a che fare con la multiculturalità, con una serie di violenze che riguardano società che non ci appartengono, società che sono venute a far parte della nostra da poco tempo. Parlo delle mutilazioni genitali femminili, ma parlo anche degli ultimi reati che sono stati introdotti che vanno a colpire forme di violenza che non sono proprio della nostra cultura, ma che ci provengono da culture diverse. Ecco, questa è una nuova frontiera
che stiamo affrontando anche da un po' di tempo. Ricordo anche già qualche decina d'anni fa com'era diversa la violenza che venivano a denunciare le donne dell'est europeo, le prime con le quali ci siamo incontrati, le prime che si sono venute a vivere qui e sono immigrate qua. E adesso abbiamo a che fare con culture ancora diverse e lì dobbiamo lavorare molto, perché quelle donne sì che hanno bisogno di un grande sostegno culturale, di essere accompagnate spesso nelle loro scelte, di denunciare i reati, di allontanarsi da quegli ambienti opprimenti. Ecco, questa è la frontiera grande che ci troviamo ad affrontare adesso. E poi c'è però tutta una forma di sottovalutazione delle donne che spesso però dipende anche da loro, perché se noi affermiamo la nostra uguaglianza all'uomo, abbiamo degli strumenti per affrontare la vita con maggiore forza. Questa è la mia idea, non so se è proprio corretta, ma invito tutte le donne ad affermare la loro uguaglianza, che è forse una prima forma di difesa. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Grazie al Questore di Udine e certo su questo si potrebbe molto discutere, discuteremo anche dopo, perché ovviamente anche in questa scarsa consapevolezza femminile di essere uguali agli uomini c'è proprio un deficit di cultura e formazione, perché è chiaro che questo può essere il retaggio di un ambiente culturale e che quindi ripropone stereotipi, ripropone pregiudizi di genere. Di questo parleremo. Per l'ultimo saluto chiedo all'avvocata Rosi Toffano, che in questo caso rappresenta la Commissione regionale per le pari opportunità, di sedersi qui al tavolo. La Commissione regionale per le pari opportunità ha già lavorato con l'Università di Udine, abbiamo già fatto delle cose insieme, quindi con vero piacere ti cedo la parola. Allora porto il saluto della Commissione regionale pari opportunità, della sua Presidente Dusi Marcolin e di tutte le commissarie. A dire il vero mi ero preparata, diciamo così, un intervento, per poi ho sentito molto attentamente gli interventi che mi hanno preceduto e effettivamente forse è il caso di spendere qualche parola su qualcosa che abbiamo fatto, che ha coinvolto la Regione e che ha coinvolto la Commissione in particolare. Quindi parlerò delle cose pratiche che noi abbiamo cercato di attuare. Sicuramente la prima di queste è avere sentito tutti i centri antiviolenza che sono presenti sul territorio. Per centri antiviolenza intendo anche gli sportelli, intendo anche coloro che prestano aiuto e soccorso alle donne anche nella forma del volontariato. Li abbiamo riuniti tutti insieme, abbiamo fatto una grande convocazione delle associazioni, abbiamo fatto una plenaria in Regione per sentire quali erano le esigenze che portavano e quali erano anche le criticità che diciamo lamentavano. Sulla base di queste considerazioni e di questi approfondimenti abbiamo poi cercato di dare il nostro contributo per quanto riguarda la riforma della legge dei centri antiviolenza in Regione. E in alcune nostre parti abbiamo ottenuto delle nuove norme, delle norme più agevoli, soprattutto per l'accesso ai contributi. Non è facile infatti per un centro antiviolenza e anche per gli sportelli ottenere dei contributi dalla Regione. La documentazione è ancora molto farraginosa, giustamente, naturalmente si devono fare delle dichiarazioni che comportano anche delle responsabilità penali, lo sappiamo tutti, e l'accesso poi ai fondi non è particolarmente veloce. Però nonostante questo tutti i centri antiviolenza fanno rete sul territorio.
perché il vero problema che noi abbiamo è riuscire a fare rete sul territorio. Rete sul territorio, in particolare la Commissione regionale pari opportunità lo ha fatto sicuramente con i suoi interlocutori, primi fra tutti l'università, la dottoressa Filì, con la quale ultimamente abbiamo fatto anche un questionario che forse avrete visto, vi sarà arrivato, che riguardava proprio la salute della donna. Perché la salute della donna in questo argomento è fondamentale. Se la donna ha non solo una salute fisica e per i maltrattamenti, per i reati sessuali, per tutti i reati di genere ci vuole, sicuramente ha bisogno anche di una sua sanità mentale. Quindi abbiamo cercato di lavorare a tutto tondo. E facendo questo poi abbiamo fatto anche un'azione, diciamo così, di volantinaggio all'interno delle farmacie per fare in modo che i farmacisti potessero anche rendersi conto di quando una donna poteva aver subito violenza oppure chiedeva aiuto in una forma velata al farmacista che aveva di fronte. Abbiamo inaugurato e stiamo inaugurando anche adesso tantissime panchine rosse che comunque sono un simbolo e che non sono una cosa superficiale e diciamo così di tendenza. Sono molto importanti perché segnano un punto, significa che quel territorio e le zone limitrofe a quel territorio sono sensibili a quell'argomento e questo è molto importante. Da ultimo, come operatrice del diritto, mi rendo perfettamente conto che le norme non bastano, che le astrazioni giuridiche non servono, mi rendo conto che occorre fare formazione a tutto tondo, quindi è il sistema giustizia che ha bisogno di formazione. Siamo noi avvocati in primis che abbiamo bisogno di cambiare il nostro linguaggio e in primis sempre lo devono cambiare anche i magistrati. Perché è vero che la dottoressa Danelon qui ha detto che ci sono state molte denunce e la situazione è grave, eccetera, ma dobbiamo anche chiederci quante di quelle denunce, parlo sotto il profilo penale, diventano poi delle assoluzioni e che cos'è che non ha magari funzionato o che cos'è invece che ha funzionato. E quindi il linguaggio principalmente deve partire da noi. Come dobbiamo fare? Sicuramente istituendo una cattedra, come diceva il Presidente del Tribunale, e sono assolutamente d'accordo, istituendo una cattedra fin dalle elementari che cominci a parlare un linguaggio specifico e mirato, fino ad arrivare naturalmente alle più alte cariche. Per quanto riguarda noi, che diciamo già abbiamo una certa età, dobbiamo cercare di continuare nella formazione. Non dobbiamo mai pensare che la formazione non ci appartenga più. La formazione culturale, quella priva di stereotipi e di modelli arcaici, ci deve sempre dire che dobbiamo andare avanti e dobbiamo formarci in ogni momento e in ogni istante della nostra vita. Io credo che questo sia stato anche nelle corde di Silvia Gobbato, perché Silvia Gobbato voleva fare l'avvocata e comunque avrebbe sicuramente combattuto per tutti questi valori. Quindi questo premio è veramente importante per tutti noi. Grazie. Grazie all'avvocata Rosy Toffano per queste parole, perché mi passi una sorta di testimone. Hai calcato la mano sul discorso linguaggio, che poi significa trasmissione di conoscenza, e l'università è la sede della trasmissione di conoscenza, e significa anche però proprio linguaggio in senso tecnico. E io sono una grande sostenitrice del linguaggio rispettoso delle differenze di genere, perché è proprio dal linguaggio che si parte. Si parte riconoscendo l'esistenza delle donne nelle cariche pubbliche e in ogni contesto, per cui un linguaggio declinato anche al femminile diventa già una prima affermazione, per cui i bambini alle elementari non sono solo i bambini, ma sono i bambini e le bambine,
perché l'omologazione altrimenti al maschile diventa qualcosa in cui ci si riconosce sin da piccoli. E sul linguaggio noi all'Università di Udine stiamo lavorando, stiamo anche predisponendo, grazie all'apporto della professoressa Fusco, che è la direttrice di un dipartimento importante, il Dipartimento di Lingue, proprio delle linee guida sul linguaggio rispettoso delle differenze di genere. Quindi si parte dal linguaggio, per poi attraversare le varie materie. Tutti noi siamo qui, in questo tavolo, a parlare, a ragionare di cultura e formazione. L'università è proprio il soggetto istituzionalmente preposto a questo e abbiamo cercato di fare delle cose concretamente. Ecco perché prima ho ringraziato dal cuore il magnifico Rettore. Perché grazie al sostegno dell'Università di Udine, perché ce l'ha fatto fare, perché convintamente il magnifico Rettore, il Direttore Generale, il Dottor Massimo Di Silverio ci hanno finanziato, noi del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Udine, io sono Presidente del CUG in quanto delegata, ma il CUG è composto da più persone con varie anime, docenti, personale tecnico, amministrativo e studenti, abbiamo realizzato una serie di cose concrete, tangibili, proprio per fare questo passaggio dalla teoria alla pratica, dal protocollo, dalla dichiarazione, dalla cosa scritta. Io sono una giurista, sono una giuslavorista, vivo di principi, di regole, di carte, di parole, ma queste devono essere tradotte in azioni. Questa è stata, diciamo, l'idea che mi ha motivato in questi 2 anni, e questo è il terzo che sto iniziando, ad assumermi questa carica, che ritengo appunto non tanto importante per il mio curriculum, ma fondamentalmente per poter fare delle cose. E noi del CUG abbiamo cercato di fare delle cose. Per esempio, tanto per mettere sul piatto le cose che l'università ha fatto e per poterle continuare grazie alla collaborazione interistituzionale. È già il 2° anno che l'Università di Udine garantisce a tutti gli studenti e alle studentesse di tutti i corsi di laurea, di tutti i dipartimenti, un corso, quindi trasversale, interdisciplinare, interdipartimentale, che si chiama Pari Opportunità e Inclusione. Questo corso l'anno scorso ha avuto oltre 1000 studenti come partecipanti, studenti e studentesse, di tutti i corsi di laurea. In questo corso hanno partecipato tantissime docenti e tantissimi docenti dell'università e abbiamo cercato di leggere le pari opportunità e l'inclusione da vari punti di vista a seconda delle materie. Quest'anno abbiamo ripetuto l'esperimento, l'abbiamo raffinato, il corso è diventato anche più bello, secondo me, grazie all'apporto di ulteriori colleghi e colleghe, e anche quest'anno ha avuto tantissime iscrizioni e vorremmo consolidarlo. Quindi questo è già stato un esperimento assolutamente riuscito che vogliamo continuare a realizzare. Perché? Perché questa cultura dell'inclusione, delle pari opportunità, dell'eguaglianza di genere deve far parte del bagaglio culturale di tutti e di tutte, qualunque cosa si vada a fare poi nella vita. A questo abbiamo aggiunto dell'altro. Abbiamo organizzato un corso di pari opportunità e inclusione, ma dedicato nello specifico ai dottorandi e alle dottorande di ricerca, quindi facendo dei focus di approfondimento, proprio per consentire ai dottorandi e alle dottorande di fare anche qui un salto in avanti, approfondire queste tematiche a prescindere dal corso di dottorato, quindi anche qui in una logica di trasversalità, andando a toccare quindi tutte le materie, dalle materie STEM alla medicina, a tutta l'area umanistica, economico-giuridica. E ancora, e sono molto felice, poi ve ne parlerà anche la professoressa Driul, abbiamo organizzato quest'anno, insieme al Dipartimento di Area Medica, il primo corso a Udine di medicina di genere. Anche qui con la collaborazione di tutti i docenti del Dipartimento di Area Medica e della Polizia di Stato, perché abbiamo voluto anche, proprio in questa logica di interdisciplinarità, inserire
delle pillole di diritto, ma più che altro di cultura della legalità, in un contesto molto medico, in cui andiamo da un lato a insegnare agli operatori sanitari la prospettiva di genere anche quando si affrontano tematiche come quella della medicina, e dall'altro lato a far capire ai sanitari che quando c'è una violenza, la violenza va riconosciuta. Ecco perché serve la Polizia di Stato in un corso di medicina di genere, per spiegare ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari cosa guardare quando abbiamo a che fare con la violenza e come aiutare la polizia, la procura ad andare avanti con le indagini, perché a volte sappiamo che una cattiva refertazione blocca le indagini. La cultura quindi di genere deve essere declinata a prescindere dalla materia. Ecco perché noi dell'università stiamo cercando di lavorare sulla cultura e la formazione. È chiaro che il nostro bacino di utenza fondamentalmente è fatto da studenti grandi, studenti e studentesse che sono maggiorenni. Però a cascata delle ricadute positive possono esserci anche su tutta la cittadinanza, perché l'evento di oggi sta andando in streaming su YouTube, sarà registrato, sarà posizionato e caricato sul nostro canale Play Uniwood e quindi sarà accessibile a tutti e a tutte. E poi ciascuno di noi nel suo piccolo può farsi portatore di questi valori. E quindi è chiaro che noi possiamo arrivare fino a una certa area, poi in prospettiva non escludiamo di sviluppare nuove forme di collaborazione, per esempio con gli istituti scolastici, perché giustamente la cultura del rispetto delle pari opportunità ha delle radici che devono essere messe sin dall'inizio, sin dalle elementari. Voglio chiudere su un altro aspetto importante, sull'aspetto simbolico. Io oggi mi sono messa la collana rossa, 2 relatrici avranno la giacca rossa, il simbolo, perché viviamo di simboli, comunque i simboli sono importanti. Allora le panchine rosse non sono una cosa inutile, sono un bel simbolo. Se voi entrate in questo palazzo, noi stiamo andando in diretta da Palazzo Topo Wasserman, vedrete che nell'atrio, nel bellissimo velario, c'è una panchina rossa, perché anche noi dell'Università di Udine abbiamo voluto le panchine rosse. Abbiamo sistemato le panchine rosse contro la violenza in tutte le sedi del nostro Ateneo. Ci siamo allargati in tutte le sedi, perché? Perché da lì, da ciascuna sede, si deve poter avere sott'occhio la panchina, che vuol dire ci siamo anche noi su questo tema, è un presidio. E la panchina ha scritto contro la violenza di genere e contro la violenza in genere, perché è contro la logica della violenza che noi vogliamo lottare. Contro la violenza di genere, e qui chiudo, perché non è soltanto il discorso della violenza contro le donne, ma è contro la violenza di genere. Il genere è un qualcosa di più complesso rispetto al sesso ed è uno dei primi temi trattati nel corso di medicina di genere. C'è il sesso biologico, ma c'è il genere è dato dalla cultura, dalla formazione, dall'ambiente sociale, sono tanti fattori che compongono il genere e noi vogliamo essere, come università, un baluardo del rispetto di tutti i generi. E tant'è che come CUG stiamo portando avanti delle azioni per rendere ancora più inclusiva la nostra università nei confronti delle persone LGBT, perché ci stiamo facendo portatori e portatrici del diritto ad avere un'identità alias anche per le persone in transizione di genere, perché questa è un'altra frontiera della discriminazione, come è stato anche accennato prima. Quindi è chiaro che non ci si deve fermare, la violenza contro le donne è la forma di violenza sicuramente maggiore, ma non dimentichiamo le forme di violenza nei confronti delle persone LGBT. Io adesso chiedo alla nostra invitata, alla nostra ospite speciale, di sedersi qui al tavolo, perché abbiamo proprio scelto quest'ospite che adesso vi presento per le sue competenze, per quello che ha scritto e per quello che fa. Quindi chiedo di venire al tavolo, di sedersi qua al mio posto, io mi metterò da questo lato, alla dottoressa Paola Di Nicola Travaglini,
che è giudice del Tribunale di Roma e consulente giuridica della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato della Repubblica. Vorrei partire dalla scoperta di Randall Haas, archeologo dell'Università della California, che ricorda il momento del 2018 in cui il suo team di ricercatori e ricercatrici si riunì intorno allo scavo di una sepoltura di un individuo di circa 9.000 anni prima, sulle Ande del Perù. Iniziarono a leggere, a guardare, a capire le ossa, da chi provenissero, videro tutta una serie di utensili, che erano utensili riferibili alla caccia, e quale fu la sorpresa? Che non si trattava di un uomo, era una donna, era una cacciatrice. E le parole che vennero pronunciate da Haas fu di avere supposto che fosse un uomo, perché queste erano le sue conclusioni, coerenti con la conoscenza del mondo. E quindi io vorrei partire da qua. Ci hanno insegnato che l'uomo è cacciatore, ci hanno insegnato una struttura di potere e culturale, ci hanno insegnato quello che oggi costituisce il fondamento della violenza nei confronti delle donne. Io non voglio parlare della violenza del sangue, della violenza della morte, della violenza visibile appunto, ma di una violenza che è dentro di noi, ciascuno di noi, uomini e donne. Nasciamo maschilisti, uomini e donne, in Italia e nel mondo, perché acquisiamo delle categorie simboliche che oggi mi permetto appunto di rappresentare, di decrittare, e il cui fondamento è la cosiddetta appunto violenza simbolica. La violenza simbolica è quella fatta di assenza, di omissioni, di svalutazione, di imposizioni, di stereotipi e di pregiudizi. Quelli che facevano dire ad Haas e hanno fatto dire per decenni all'archeologia che l'uomo è cacciatore e la donna è preda. Cosa avviene in una scoperta del genere? Che si inserisce il recepire quella donna cacciatrice con gli utensili una categoria inimmaginabile. Le donne sono inimmaginabili. In base a schemi, forme inconsapevoli di percezione e valutazione. Si chiamano strutture storiche di un ordine maschile millenario. Mi piace ricordare quello che scriveva Pierre Bourdieu, sociologo, antropologo, etnologo, filosofo francese, il quale scriveva: la conoscenza riproduce solo ciò che essa riconosce. Per questo quella donna doveva essere un uomo. Non immaginare, pensare, concepire la donna cacciatrice è esso stesso il prodotto di un tale ordine. Quindi per millenni noi abbiamo riprodotto stereotipi. Cos'è l'ordine? La normalità, che nasce dalla parola norma, è frutto di una gerarchia di potere che in quanto tale crea subordinazione e privilegi. Questa è la base della violenza. E perché l'ordine resti immutato, allora cosa bisogna fare? Bisogna creare delle strutture conoscitive, strutture di pensiero, schemi comportamentali che legittimano quell'ordine tanto da consentirgli di riprodursi, mimetizzarsi e non consentirci di riconoscerlo, rendere queste strutture inavvertite. Quindi questa è la misura della violenza simbolica che voglio sottolineare oggi. Adesso farò degli esempi. E l'ordine maschile cosa fa? Non ha bisogno di giustificarsi.
Si impone da sé, è un ordine naturale, non si enuncia neanche nel discorso o nelle condotte, avviene, esiste, è percepito come dovuto, sia da chi lo impone e sia da chi ne subisce quell'imposizione. L'agorà, il pubblico, l'istituzione, il luogo degli uomini, le donne sono in uno spazio privato. Non è questione di 50 anni fa, è questione di oggi, di tutti noi, delle nostre case, delle nostre famiglie, di come sono costruite, concepite, di quello che consegniamo ai nostri figli, alle nostre figlie come modelli. Andiamo agli esempi di potere simbolico. Allora, vorrei partire dalle definizioni di uomo e di donna che troviamo nei dizionari. Voi pensate che questi dizionari costituiscono il sapere, non in quanto tali, ma perché se io faccio la ricerca su Google e metto uomo, vi dico cosa esce, poi vi dico donna e vi dico cosa esce. È questa la radice. Uomo, essere cosciente e responsabile dei propri atti, capace di distaccarsi dal mondo organico oggettivandolo, servendosene per i propri fini e come tale soggetto di atti. Uomo è il termine con cui sono indicate tutte le specie di mammiferi, primati, ominidi appartenenti al genere Homo, eccetera, eccetera. Vi cito, c'è una citazione al punto 2, Dio creò la donna da una costola dell'uomo, ma poi ci arriviamo. Vediamo donna. Donna, nella specie umano, l'individuo di sesso femminile, soprattutto dal momento in cui abbia raggiunto maturità anatomica e quindi l'età adulta. Giovane donna, donna anziana, non ancora una donna, frequente in frasi di apprezzamento, bella donna, donna affascinante, donna piacente, elegante, di classe. In termine familiare, le mie donne che fanno parte della famiglia, per antonomasia nella famiglia la donna, la persona di servizio. Treccani, ho citato la Treccani, carissime signore e signori presenti, uomini e donne. Ecco la ragione dell'uso del maschile, ringrazio la professoressa Filì, il maschile per le donne di potere. Noi donne di potere, io ci ho messo 20 anni, caro Presidente del Tribunale di Udine, per firmarmi la giudice. Io ero il giudice per 20 anni, non me ne ero accorta, di un'istituzione che mi era stata negata in quanto donna, perché l'Assemblea Costituente vietò alle donne l'accesso in magistratura in quanto donne, non in quanto non capaci e non intelligenti. Mi sono firmata al maschile e ho scoperto, studiando, leggendo, cultura e formazione, che l'uso del maschile per le donne è un problema solo nei luoghi di potere. Questore, prefetto, giudice, magistrato, professore, rettore. Cos'è questo piegarci al maschile? Niente altro che due cose, un atto di riconoscenza e sottomissione. Andiamo avanti. Gli aggettivi. Gli aggettivi, io adesso voglio fare un esperimento sociale, il professor Bilotta, che è un uomo al quale devo la ricostruzione di molti di questi pensieri. Io adesso faccio un esperimento sociale ed è questo. Vi leggo 9 aggettivi e altri 9 aggettivi, nell'elencarli mi direte a chi spettano sulla base della nostra coscienza, incoscienza culturale. Allora, Presidente, mi ascolti. Indipendente, razionale, responsabile, potente, abile, leale, intelligente, importante, interessante. Altri.
attraente, fragile, dolce, suadente, volubile, infedele, piacevole, sexy, incoerente, accudente. Vi devo chiedere? No. È questo il nostro sostrato culturale. Andiamo ai miti fondativi. Roma, la nostra cultura occidentale, nasce dal ratto delle Sabine. Cos'è il ratto delle Sabine? Uno stupro di guerra. È l'archetipo culturale su cui nasce la nostra storia, anche culturale. Le donne sono un bottino da spartirsi, un trofeo, così come gli stupri degli dei greci. E pensate che nell'aula del Parlamento campeggia uno stupro di guerra che è appunto il ratto delle Sabine. Quindi quando legiferiamo il codice rosso simbolicamente lo facciamo sotto un ratto, sotto uno stupro di guerra. Ancora, voglio descrivervi qual è la struttura da cui nasciamo, perché altrimenti la violenza nei confronti delle donne noi non la contrasteremo mai. Potremmo fare 1000 leggi, 69 e 2019, Presidente, 1000, come hai detto tu, 1000. Non solo non la vedremo, perché non la vediamo, quella che vi sto rappresentando è ciò che non vediamo, ma quelle norme non le applicheremo mai in modo adeguato, efficace, competente. Eva è la costola di Adamo. Nella Genesi si legge: il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna. Ma non è tanto questo che mi ha colpito nel leggere la Genesi, quanto che Dio, nella Genesi appunto, al punto 19, attribuisce all'uomo il potere di nominazione. Chiama l'uomo e gli dice nomina tutti gli esseri e solo tu puoi nominare. Io non ho potere di nominazione, per questo non potevo essere giudice. Ancora, la prima lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo, almeno correggimi professore se sbaglio, la donna impari il silenzio, con perfetta sottomissione. Insomma, le forme di classificazione del mondo e del sapere sono fondate ed in accordo con questa struttura gerarchica e di potere, che Bourdieu, appunto che vi ho citato, descrive come spontanea, cioè tutti noi ci accodiamo rispetto a questa struttura, uomini e donne, ed è storta allo stesso tempo. Quindi dominio maschile, sottomissione femminile. Vi voglio fare degli esempi del simbolico che appartengono alle nostre case, alle nostre famiglie. Io voglio partire dal mio cognome. Io mi chiamo Paola Di Nicola, un patronimico, questo è un caso. Paola Di Nicola, mi sono accorta di essere figlia anche di una madre a 50 anni e passa. Ho deciso di prendere il cognome di mia madre. Perché noi nasciamo, siamo figli e figlie di un padre. Nostra madre, con la sua storia, la sua intelligenza, le sue rinunce, non esiste. Questa è la violenza simbolica. E Françoise Héritier, sociologa francese, antropologa francese, diceva: è l'evidenza che non si vede. Introiettiamo, siamo figlie di padri, figli e figli di padri. Prendo il cognome di mia madre con grande emozione, andai addirittura in una scuola, anzi in più scuole calabresi, a raccontare di questa mia esperienza, commossa, mi commossi. E uno di questi ragazzi e ragazze alzò la mano e disse: dottoressa, lei è commossa, ma lei ha preso non il cognome di sua madre, lei ha preso il cognome del padre di sua madre. Quindi io oggi vengo qui da voi con un cognome maschile al cubo, perché ho un patronimico, sono Di Nicola, di un padre
e ho preso il cognome di mio nonno materno. Cosa ho scoperto andando a guardare oltre, a studiare la storia, che poi è quello che mi ha insegnato la mia università, e io sono molto grata a questo luogo di formazione, ho scoperto che le donne non hanno mai trasmesso identità. Pensate che nell'antica Roma, ci diceva Cantarella, non avevano neanche un nome. Vero? Esatto, non avevano un nome. Al più erano prima, seconda, terza delle famiglie. E il loro nome non poteva essere pronunciato fuori dalla loro casa. Ancora, il nome proprio. Noi siamo tutti figli e figli e abbiamo, almeno io vengo dall'Abruzzo, la tradizione dice che dobbiamo portare il nome di nostro nonno paterno, preferibilmente. E questo è il mio nome. Mio nonno si chiamava Pietro e io, essendo donna, mi chiamo Paola. Quindi un nome proprio trasmesso ai propri figli maschi per impadronirsi anche esteriormente della discendenza e per accordare ai dominanti il diritto a mantenere la memoria. In assenza di maschi il nome va perduto. Mio padre e tutta la famiglia erano preoccupati perché noi siamo 4 figlie femmine e il suo nome andrà perduto, di mia madre. Nessuna traccia. Bene. Ancora, ultimo passaggio, il passaggio delle donne, su cui ha parlato la questora prima. Le donne sono state un potente strumento di conservazione e custodia di questo ordine di subalternità. Il diritto romano è stato straordinario perché noi l'abbiamo utilizzato e l'abbiamo esportato in tutto il mondo. Che cosa ha fatto? Ha depotenziato e ha sottratto alle donne qualsiasi diritto e qualsiasi potere. Ma qual è stata l'operazione giuridica e culturale straordinaria? È stata quella di renderle depositarie della morale. Quale morale? La morale maschile che le assoggetta, promuovendole a protagoniste della loro stessa subordinazione. Straordinario passaggio culturale. Per questo hanno il potere al più, essendo relegate in un ruolo domestico di cura, ruolo sociale di madri, figlie e mogli, al più possono avere il potere di muovere il desiderio maschile e di essere definite un oggetto di ammirazione. Questo è il nostro potere. Ammirazione, mi piace guardare al senso delle parole. Ammirare vuol dire prendere di mira. Quindi le donne sono nella mira, sono un bersaglio, sono prede. E ritorniamo all'uomo cacciatore e alla donna preda. Quindi le donne vanno valorizzate purché subordinate. E purché restino nel loro lavoro domestico e in quel campo e in quell'ambito. Non abbiamo tempo, ma mi piacerebbe, e lo accenno, soltanto per darvi ulteriori strumenti a cui io sono arrivata troppo tardi purtroppo, e lo dico sia da donna, sia da giudice, sia da cittadina, sia da madre, da moglie e da figlia. Il trucco, i tacchi, l'abbigliamento, le borse, le diete, tutto ciò depotenzia il nostro corpo, perché è un corpo da ammirare, appunto, da costituire mira. Quindi io con i tacchi non ho equilibrio, io con la borsa contengo ciò che mio marito non porta, lui è libero, io no. O no? E la gonna non mi consente di giocare a pallavolo o a pallone se i miei compagni, i miei amici di scuola decidono di fare una partita. Io ho i tacchi, la gonna e la borsa.
Vogliamo parlare delle diete, di tutto il tema dell'anoressia, c'è la professoressa, quindi eventualmente voglio solo porvi i canoni di bellezza. Sono canoni volti alla subalternità, alla subordinazione, alla mancanza di equilibrio, alla mancanza di forza e di capacità. Pensavo al canone di bellezza dell'altezza, una coppia in cui un uomo sia più basso della donna è una brutta coppia. Chi l'ha detto? Il canone della violenza simbolica. Una donna deve essere più piccola. E perché? Ce lo dice Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé. Per secoli le donne sono state gli specchi magici e deliziosi in cui si rifletteva la figura dell'uomo raddoppiata, salto. Questi specchi sono indispensabili a ogni azione, violenta ed eroica. Perciò Napoleone e Mussolini insistono così enfaticamente sull'inferiorità delle donne, perché se queste non fossero inferiori, non servirebbero più a raddoppiare gli uomini. Passiamo al diritto, molto velocemente, non so quanto tempo mi resta. Il diritto, come il linguaggio, il diritto è uno dei luoghi di massima espressione simbolica del potere. Esprime e riconosce ciò che merita di essere rappresentato e riconosciuto. Quindi ciò che è dotato di capitale simbolico entra nel diritto. Ciò che non è dotato di capitale simbolico, difficilmente noi giudici lo vediamo. Quindi ritorno a quella frase che avevo già riportato di Bourdieu: la conoscenza riproduce solo ciò che riconosce. Che potere straordinario hanno il linguaggio e il diritto. Ne abbiamo parlato ieri col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, che ringrazio, Pina Rifiorati in particolare, e lei Presidente in rappresentanza del Consiglio. Noi abbiamo come giudici, pubblici ministeri, avvocatura, il potere o di reiterare o di rompere le forme simboliche di questo dominio maschile. Per esempio, l'utilizzo del maschile per le donne solo nei luoghi di potere. Noi abbiamo addirittura da decenni un manuale che ci dice che nei luoghi della pubblica amministrazione dobbiamo usare il femminile, ma non lo fa quasi nessuno. Perché è depotenziante per una donna, perché le donne non conoscono la straordinarietà della forza e della competenza che hanno, di quello che hanno fatto prima, e quindi si riconoscono in un neutro maschile perché ritengono che questo dia loro il viatico della riconoscibilità. Non è così. La legittimazione dello ius corrigendi, che nel nostro Paese abbiamo avuto fino agli anni 60, e solo la Corte di Cassazione è riuscita a decostruirlo. L'omicidio per causa di onore, non vi devo elencare tutto ciò che ha fatto parte della nostra struttura codicistica, ma tuttora il buon padre di famiglia, il professor Bilotta, continua ad essere il modello nel diritto civile cui conformarci. Allora, cosa dobbiamo fare noi giudici, noi pubblici ministeri, noi avvocatura? Dobbiamo disvelare le forme simboliche del dominio maschile, perché sono il brodo di coltura e di minimizzazione della violenza aperta. Io quando per violenza aperta intendo lo schiaffo, il calcio, la violenza psicologica, il sessismo della battuta, eccetera, eccetera. Chi legge e riconosce, e qua mi riporto a quello che diceva correttamente la mia collega della Procura di Udine, chi legge e riconosce l'apparato simbolico che vi ho descritto in modo molto veloce, mi scuserete, di questo potere discriminatorio e diseguale, sarà in grado di riconoscere la violenza.
Se non sarà capace di iscrivere quello schiaffo, quel calcio, quell'epiteto ingiurioso, quella battuta che non è altro che sessismo, non è una battuta, non la iscrive in questo ordine, gli sfuggirà a quell'interprete il valore. E quindi normalizzerà la violenza, minimizzerà la violenza, la svaluterà, la ridimensionerà, e quindi quelle violenze quotidiane che ci vengono denunciate, e ha ragione chi dice quante si chiudono quelle denunce in archiviazioni, quante in sentenze di assoluzione, quante in sentenze di condanna, non ve lo voglio dire. Lo sapete già voi tutti in questo momento. Perché? Perché se noi giudici, in particolare noi giudici, non abbiamo gli strumenti innanzitutto culturali per decrittare questa struttura e sovrastruttura di potere, continuiamo a legittimarla, la violenza che non si vede. Tutti minimizzano sul lite familiare, il possesso, il controllo diventa la gelosia, l'uccisione diventa un raptus, la violenza sessuale diventa un impulso incoercibile, sessuale incoercibile. E questo è un pregiudizio nei confronti degli uomini, uno stereotipo nei confronti degli uomini, perché la violenza sessuale non ha nulla a che vedere con il sesso, perché gli uomini non sono degli animali, ma se noi scriviamo nelle nostre sentenze che è stato mosso da un impulso sessuale, anche se lo condanno, ho rappresentato questo del genere maschile, oltre a non aver capito nulla di che cos'è la violenza sessuale, che è un atto di potere e di dominio su un corpo che ritengo a mia disposizione. Concludo. Quindi nelle aule di giustizia, civili, penali, minorili, le donne rischiano di scomparire per diventare figlie, mogli e madri, di cui noi valutiamo se nella relazione sono state osservanti di quell'ordine simbolico di subalternità. È una buona madre se si è dedicata ai suoi figli, se non ha accettato il lavoro che le è stato, che le è stato proposto, se non ha accettato il trasferimento, se ha chiuso lo studio legale per il quale ha dato tanto, per dedicarsi ai 3 bambini nati o alla suocera o al marito malato. Se non lo fa, non è una buona madre, e così non è una buona figlia, e così non è una buona moglie. Ma quello che è accaduto lo guardiamo? Quindi, concludo ringraziandovi di avermi dato l'occasione, così, che mi ha così profondamente onorato. Vedo qua la professoressa Marina Brollo, che ringrazio per la sua competenza e la sua intelligenza proprio in relazione a tutti questi temi. Questa è una fucina, questa Udine. Mi sento veramente di poterlo dire, permettetemi di sentirmi un po' di Udine proprio per questo, perché avere visto su questi palazzi, questi stendardi meravigliosi con delle frasi in cui si parla di pregiudizio, in cui si parla di competenza, in cui si parla di sapere, dimostra che questo è un luogo in cui le donne, insieme agli uomini, perché questa è una chiamata che fa l'Università e il Consiglio dell'Ordine dell'Avvocatura di Udine, è una chiamata a tutti gli uomini e le donne per essere liberi innanzitutto dalla violenza simbolica e grazie a questa liberazione dalla violenza fisica. E voglio salutare infine i genitori di Silvia. Avete una figlia che ha il nome della mia.
Grazie davvero per questa Lectio Magistralis, perché giustamente hai aperto gli occhi su tutto il simbolico che è dentro di noi, non dandoci una lezione di diritto, come potevi fare, ma proprio facendoci capire le radici profonde di quelli che sono gli stereotipi, i pregiudizi, che poi alimentano quello che sappiamo. Voglio ricordare che la professoressa Brollo, che è in sala, è stata presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Università di Udine. Una volta si chiamava Comitato Pari Opportunità, oggi si chiama CUG, quindi c'è una sorta di passaggio di testimone, quindi c'è stato un passaggio di testimone sotto tanti punti di vista e già all'epoca la professoressa Brollo aveva organizzato i corsi Donne, Politica e Istituzione, che sono proprio l'antecedente di quello che stiamo tentando di organizzare oggi, perché puntavano sulla formazione e sulla formazione delle donne, ma poi erano aperti anche agli uomini, sulla formazione con un focus sulle donne per le donne, per renderle cittadine più consapevoli e per consentire alle donne di avere quegli strumenti culturali e quelle nozioni tecniche per poter partecipare in maniera più attiva come cittadine, proprio in una proiezione verso le istituzioni, che poi era il titolo del corso. Anche perché noi sappiamo che lo stesso legislatore che consideriamo neutro non è, visto che in Parlamento la maggior parte dei parlamentari sono uomini. E questo ha inciso e incide, perché lo sappiamo benissimo noi giuristi che il modello di riferimento è sempre il maschio bianco, e ce ne accorgiamo adesso che abbiamo persone di altri paesi, di altre culture e di altri colori della pelle. Il maschio bianco eterosessuale è il modello di riferimento del nostro legislatore. Ecco perché più donne in Parlamento possono fare la differenza. Devo ringraziare poi, perché sono qui presenti e mi hanno dato costantemente un aiuto in tutte le attività che io ho svolto come presidente del CUG e anche in questo evento, e quindi li sentirete parlare dopo, ma li voglio ringraziare sin da ora, la professoressa Cristina Nicoli, che è seduta in sala e che poi presiederà la commissione per il conferimento della laurea in memoria di Silvia Gobbato, e il professor Francesco Bilotta, componenti del CUG, elementi di spicco del nostro Ateneo, che hanno lavorato e stanno lavorando molto perché questi comitati, questi gruppi sono fatti di persone che devono lavorare in sinergia, devono lavorare bene insieme, devono avere tante idee, devono avere anche formazioni diverse, perché soltanto grazie alle diverse formazioni che poi si riescono ad avere idee nuove. Veniamo agli interventi. Abbiamo proprio ideato col professor Bilotta e la professoressa Nicoli questo dialogo tra vari soggetti che hanno esperienze diverse. Il tema è sempre quello della cultura della formazione, ma declinato in modo diverso, e quindi sono davvero molto contenta della partecipazione del vicequestore dottor Massimiliano Ortolan, che è il capo della Mobile di Udine, perché ha partecipato a tante nostre iniziative, partecipa, come ho già detto, anche al corso di medicina di genere e ci porta la sua esperienza e porta tutta una serie di informazioni e riesce a trasmettere quello che lui apprende dalla strada, diciamo così, però elaborandolo e portandolo a persone che quel tipo di rapporto con la strada e con la vita quotidiana non hanno. Quindi ti cedo la parola e grazie per essere qui. Grazie a te, naturalmente speriamo di essere all'altezza di quello per come mi hai descritto. Per esigenze di celerità ho scritto qualche appunto, lo seguirò appunto perché siamo già un po' in ritardo e quindi voglio portare insomma un messaggio che ritengo significativo e per non perdere il filo appunto mi sono scritto 2 riflessioni. Intanto voglio dire che una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale, proprio perché prevaricata in quanto donna e privata di libertà e autonomia, quando insomma, si presenta nei nostri uffici si sente sola, è rassegnata, prova vergogna,
ha paura di ritorsioni per se stessa e per i propri figli, si crede colpevole, teme di non essere creduta. Pertanto il poliziotto a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il più delle volte l'aggressore è una persona che sta proprio all'interno della propria famiglia, è legata a lei da vincoli affettivi che determinano una grave condizione di stress emotivo e psicologico. In quei frangenti non basta applicare la legge viene in un secondo momento, è necessario assicurare alla donna accoglienza, informazioni, sostegno, necessari ad uscire dalla condizione di soggezione e isolamento in cui sta vivendo. Quel poliziotto allora diventa uno snodo fondamentale di una rete fatta di istituzioni, di enti locali, di centri antiviolenza, di associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un'autentica parità di genere contro qualsiasi stereotipo e qualsiasi pregiudizio. Una rete che ritengo si deve concentrare prima di tutto sull'attività di prevenzione, al di là dell'aspetto repressivo. Il mio lavoro mi porta necessariamente a fare un'attività di repressione, ma in questa sede è necessario secondo me parlare di quello che è fondamentale, cioè di un'attività preventiva, perché solo attraverso gli strumenti dell'informazione, dell'educazione e dell'ascolto si potrà portare a un cambiamento culturale su un tema che rappresenta un indice fondamentale di civiltà di una società. La polizia vuole essere sempre in prima linea in questo settore perché appunto il valore dell'uguaglianza diventi sempre il tema fondamentale contro ogni tipo di violenza, perché la violenza naturalmente è una sconfitta proprio per tutti. Ogni volta che mi trovo ad affrontare questa tematica sono orgoglioso di dire che la nostra istituzione, la mia istituzione, affronta queste tematiche e si specializza in queste tematiche a proposito di formazione già dagli anni 90, fino a diventare appunto uno dei terminali di quella necessaria e doverosa attività di prevenzione e di contrasto ai reati della violenza di genere. Anche in questo periodo, come vedete, che è caratterizzato naturalmente da 1000 emergenze, le statistiche però ci mostrano come la donna, in quanto donna, continui ad essere la destinataria privilegiata di efferati fatti di sangue. Questo è già stato detto. È sconcertante se ci pensate ad i numeri che ha portato la procuratrice di Udine. Se avete osservato, si parla dell'apertura di un fascicolo, di più di un fascicolo al giorno per questi reati. Ed è solo la punta dell'iceberg, perché se noi andiamo a parlare con i centri ascolto, vedrete che solo una piccolissima percentuale delle donne che si presenta o di qualsiasi componente di una fascia vulnerabile che si presenta per essere ascoltato e che racconta, certamente un contesto che potrebbe essere approfondito anche di violenza, deciderà poi di emergere e quindi di denunciare la situazione. Si parla di percentuali massime circa del 5%, quindi questo per farvi comprendere quali numeri abbiamo. A livello nazionale sapete che parliamo di circa 350 omicidi l'anno, e sto parlando di omicidi in genere. Se andiamo a vedere, la gran parte, quindi quasi un terzo, più di un terzo di questi omicidi sono i cosiddetti femminicidi. Le statistiche ci parlano di una donna uccisa ogni 2 giorni e mezzo, 3, a seconda dell'anno di riferimento. Purtroppo anche Udine città e Udine provincia è stata teatro di questi terribili episodi. Ecco che a questo punto diventa fondamentale che partiamo appunto dalla prevenzione, ripartiamo da quello che riteniamo appunto un fenomeno culturale.
perché le forze di polizia possono essere formate su questo, si sono dotati di luoghi idonei dove ascoltare le vittime, si sono aggiornate sui moduli operativi e di primo contatto. La rete direi che è consolidata in questa provincia, insomma, soprattutto. Le vittime in questo senso quindi ottengono certamente sostegno in momenti così delicati. Tuttavia il ruolo fondamentale, secondo me, ora spetta alla comunità, a tutti noi, a tutti intesi non solo come enti, istituzioni, associazioni, ma come cittadini. Tanto più una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive, tanto più capirà che uno schiaffo ricevuto non è solamente uno schiaffo, che la denuncia non sarà un atto di cui vergognarsi, ma la giusta soluzione a un percorso di violenza subita. Il messaggio che lanciamo è quello che troviamo in tutte le nostre pubblicazioni che annualmente, diciamo, la polizia pubblica. Se ti ricatta, se danneggia le tue cose, se ti isola, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se ti intimidisce, se ti fa del male fisico, se ti spinge, schiaffeggia, se ti chiude in una stanza, se ti offende, se ti umilia, se ti chiede l'ultimo appuntamento, se ti tira pugni, se ti strappa i capelli, se ti telefona continuo per insultarti, se minaccia la tua libertà, se ti manda SMS ossessivi, se ti controlla, se ti segue, questo non è amore e questo è da denunciare. Le istituzioni, quindi ribadisco, fanno grandi sforzi, ma fino a quando la comunità di tutti noi si disinteresserà e non si farà carico del sostenere le vittime, fino a quando le donne si sentiranno sole nell'ambito della nostra comunità, l'impegno di tutti coloro che si occupano del fenomeno resterà incompiuto. Ecco perché ritengo che per prevenire bisogna che la vittima parli, ma perché questa parli occorre che a parlare siamo prima di tutti noi e questa è una delle sedi in cui insomma possiamo parlare, possiamo approfondire questo tema. È importante certamente la formazione, ma ancor di più lo è l'informazione. A questo punto 2 riflessioni su qualche attività di prevenzione che adotta e che diciamo è in mano alla mia amministrazione. Torniamo al 2020, quando all'improvviso, insomma, alla vigilia dell'8 marzo, occasione in cui ci eravamo peraltro preparati come sempre con varie iniziative, tra cui momenti di incontro nelle piazze, l'emergenza Covid ci ha fermato, ma ci ha dato anche modo di riflettere, di osservare e a trovare ancora una volta la conferma del terreno in cui la violenza di genere cresce. L'isolamento forzato, imposto come misura di emergenza, ha consentito infatti nella maggior parte dei nuclei familiari a rischio di non avere motivi per far degenerare una semplice discussione. La donna stava in casa, per forza, e l'uomo poteva esercitare indisturbato il suo controllo. Non solo, il suo ex, fidanzato, compagno, marito, non poteva circolare liberamente per cercarla, anche per quel tragico ultimo incontro. Durante il lockdown, quindi, a Udine, ma in tutta Italia sostanzialmente, si assiste a una flessione, da noi direi quasi un azzeramento dei reati intrafamiliari. Ci sono pochissimi interventi che vengono fatti da personale della squadra volante chiamati in una famiglia per fatti insomma di violenza. Per poi, dal mese di maggio, alla riapertura sostanzialmente delle case, tra virgolette, si registra un aumento inteso a un aumento delle denunce che porta sostanzialmente agli stessi numeri dell'anno precedente. In concomitanza del lockdown, con l'emergenza, quindi è stata implementata un'importante iniziativa finalizzata alla gestione delle richieste di aiuto delle vittime di violenza. È stata appunto l'implementazione della app della Polizia di Stato YouPol.
non so se la conoscete, è uno strumento attraverso il quale i cittadini possono chattare anche in modo anonimo con le sale operative delle questure per segnalare situazioni di disagio, trasmettere messaggi ed immagini. Era stata creata inizialmente per contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole ed è stata aggiornata proprio dal mese di marzo 2020, prevedendo la possibilità di segnalare anche i reati di violenza domestica. È un'applicazione appunto che prevede la possibilità di fare segnalazioni anche in forma anonima e che consente la localizzazione tramite GPS del cellulare che invia la segnalazione. Naturalmente non sostituisce la chiamata al numero unico europeo, il 112, ma è sicuramente un importante strumento. Un importante strumento e che riteniamo valido nella nostra provincia è certamente l'ammonimento, il cosiddetto ammonimento del questore. Strumento, quindi misura di prevenzione che viene introdotta nel 2009, quella relativa alla prevenzione dei reati di stalking, atti persecutori, e nel 2013 viene allargata ai fatti di violenza domestica. Nasce naturalmente con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale e consiste sostanzialmente nell'avvertimento rivolto dal questore allo stalker o al maltrattante di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza domestica. È uno strumento che da noi consideriamo molto efficace. Considerate che dal 2009 ad oggi sono stati emessi circa 200 ammonimenti e solamente una piccolissima percentuale dei soggetti ammoniti hanno poi perseverato nel comportamento. Considerate che, e per tornare sempre al tema della violenza di genere, il 90% dei soggetti ammoniti è uomo. Da ultimo voglio sottolineare alcune altre iniziative che vengono poste in essere dalla polizia, insomma, per portare, cultura, per portare informazione. Intanto riteniamo che sia fondamentale la nostra presenza nelle scuole e per cui da poco abbiamo ripreso a fare quegli incontri per parlare con i più piccoli. Domani, insomma, per portarci alla nostra realtà, per esempio, saremo presenti in una scuola di Gemona dove ci sarà presente, oltre a personale della polizia, anche i genitori di Nadia Orlando. Conoscete purtroppo una vittima di femminicidio, 31 luglio 2017 a Vidulis. Genitori che pur ogni volta tornando, insomma, a rivivere il dolore della perdita, però vogliono essere presenti con noi proprio per portare questo messaggio, vogliono, insomma, aiutarci a cercare di ribaltare, insomma, la cultura che fino a questo momento, insomma, la cultura in cui siamo vissuti e in cui siamo cresciuti. Ulteriori iniziative sono, e che insomma riproporremo prossimamente, anche appunto la presenza del camper della Polizia di Stato nell'ambito delle nostre piazze. Camper che è costituito sostanzialmente da un gruppo di uomini e donne della Polizia di Stato che sono specializzati nei vari settori e che sono di riferimento nelle piazze nel caso in cui, insomma, qualcuno voglia parlare, voglia sfogarsi, voglia avere informazioni in relazione a questa tematica. Io personalmente poi sto peregrinando un po' tutta la provincia. L'occasione è stata la pubblicazione di un libro, Ultimo appuntamento sul tagliamento, che è un libro che riguarda sostanzialmente la storia appunto dell'omicidio di Nadia Orlando, scritto da un giornalista friulano, e con lui presentiamo il libro, ma soprattutto appunto parliamo di cultura
di genere e insomma cerchiamo di parlare proprio in ogni comune, in ogni piccola realtà di questo, perché riteniamo insomma che appunto si debba partire dalla comunità, si debba partire dalla cultura appunto e quindi dall'informazione che diamo a qualsiasi cittadino della nostra provincia. Riteniamo, infine, concludo, che solo questo costante impegno, soprattutto nel settore della prevenzione, possa portare a sostenere appunto la cultura della legalità, inteso come il riconoscimento del giusto, dello sbagliato e in relazione a questo argomento il rispetto verso l'altro, o meglio il rispetto verso tutti i generi. Grazie. Grazie. Una testimonianza importante e poi, come dire, semplicemente un passaggio per tutta una serie di altre azioni che faremo ancora insieme, per cui continueremo ad invitarvi. E passo adesso la parola subito alla avvocata Pina Rifiorati, che è presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine, con cui abbiamo fatto da sempre tante cose insieme, quindi una collaborazione che c'è da molto tempo, ed è l'anima promotrice anche del tavolo tecnico che mette insieme in rete tutte le istituzioni proprio per cercare di definire un protocollo che dalla teoria alla pratica cerchi di rendere insomma delle regole più flessibili ma più fruibili e più utili per i cittadini e le cittadine. Prego Pina, a te la parola. Grazie Valeria, buonasera a tutti e a tutte. Non posso esimermi in premessa dai ringraziamenti all'Università, al Rettore, al CUG, alla professoressa Filì, perché ogni anno ci consente, insomma, pandemia permettendo, di trovarci qui e confrontarci ancora una volta su un fenomeno come quello della violenza di genere che, come sappiamo, non accenna a diminuire. E sappiamo che quest'anno siamo arrivati all'epilogo più tragico già per 59 volte. Ai seminari organizzati e correlati al premio a nome di Silvia Gobbato ho mosso i primi passi della mia consapevolezza nelle pari opportunità, perché anch'io come la dottoressa Di Nicola non ci sono arrivata prestissimo, però credo meglio tardi che mai. E ricordo ancora adesso che fu un intervento della professoressa Fabiana Fusco, che prima è stata nominata, che mi ha aperto gli occhi sul fatto che scrivere "io sottoscritta avvocato Pina Rifiorati" non solo era un obbrobrio grammaticale, ma proprio andava contro le regole del più banale buonsenso. Sono quindi ovviamente con queste premesse molto contenta di essere qui, di aver fatto parte con onore della commissione aggiudicatrice del premio su delega del Consiglio dell'Ordine, premio che, come sapete, sono molto orgogliosa di questo, è stato anche quest'anno finanziato dall'Ordine sul delibera del Consiglio, e colgo l'occasione per salutare caramente i genitori di Silvia Gobbato, che in tutte le edizioni ho imparato a conoscere. Per così muovere i passi del mio breve intervento faccio riferimento al rapporto che da ultimo, il giugno scorso, la commissione attiva presso il Senato, di cui la nostra dottoressa Paola Di Nicola è consulente, ha depositato proprio sulla realtà giudiziaria. È stato depositato lo scorso giugno e costituisce sicuramente un'opera molto importante da questo punto di vista, perché per la prima volta viene esaminata la realtà che c'è nei nostri tribunali, nelle nostre procure. Si fa anche riferimento al tribunale di sorveglianza, quindi alla pericolosità sociale, a tutto ciò che si deve fare non solo quindi in via preventiva, ma anche poi, come dire, in uscita dai percorsi di violenza, proprio per rompere
quella catena che sempre è difficile senza un vero e proprio recupero del maltrattante. Ovviamente da questa relazione emerge quello che ci siamo detti oggi fin qui, e cioè che solo con un'adeguata formazione da un lato e con una interlocuzione fra le istituzioni che lavorino in rete e collaborino tra di loro possiamo finalmente uscire forse dal trovarci ancora una volta a parlare di questo fenomeno. Le istituzioni, gli operatori e le operatrici che si parlino tra di loro, che si siedano a un tavolo e lavorino, è anche questa, a mio avviso, una conquista culturale, perché le nostre istituzioni sappiamo che sono abituate di solito a lavorare in modo autonomo e faticano a dialogare tra di loro. Per quanto riguarda la formazione, ovviamente è una necessità legata alla consapevolezza che si tratta di un fenomeno multidisciplinare, e magistralmente la dottoressa Di Nicola ci ha spiegato il motivo. È un fenomeno di matrice culturale connotato da retaggi che sono ancora molto presenti nel nostro Paese, e questo ce lo ha da ultimo stigmatizzato, devo dire a chiare lettere, l'ultima condanna che il nostro Paese ha ricevuto dalla CEDU nel maggio scorso, dove, leggo testualmente, si rileva come nel nostro Paese vi sia ancora una certa resistenza a superare stereotipi e pregiudizi da sempre presenti rispetto ai diritti delle donne. È una condanna rispetto a argomentazioni che sono state considerate frutto di pregiudizi, ma diciamo che, senza entrare adesso nel merito del caso che non ci interessa in questa sede, quello che mi interessa è che poi la sentenza della Corte europea ha voluto fare anche questa chiosa. Quindi parliamo di diritti delle donne che, come abbiamo detto prima, sono in effetti scritti nero su bianco sulle nostre leggi da molto tempo, forse neanche tanto. La dottoressa Di Nicola ci ha giustamente evidenziato che in magistratura le donne possono entrare alla fine solo da pochi decenni, però i diritti sono scritti, ma spesso vengono comunque pregiudicati, e proprio a causa di quel complesso di valori e di retaggi che sono legati al ruolo che, secondo la nostra società, le donne devono rivestire nella famiglia e nel lavoro, ma anche rispetto ancora a una non accettata autodeterminazione delle donne in campo sessuale. Se è vero, come è vero, ne faceva riferimento anche il Presidente del Tribunale, che la violenza si scatena troppo spesso proprio rispetto alle donne che vogliono separarsi, alle donne che non ci stanno, che rifiutano un corteggiamento. Ricordiamo la cronaca ci ha raccontato da poco di quell'uomo che è entrato dal balcone per uccidere la donna, la vicina di casa, nel suo letto, quindi rispetto alle donne che non amano più. Quindi la relazione, il rapporto della Commissione ci chiede questo impegno, quello di cui oggi stiamo parlando: formazione e strategie condivise per arrivare a un obiettivo. È ciò che ci è stato stigmatizzato da ultime dalla CEDU. È un impegno che il nostro Paese in realtà ha anche sottoscritto, che si è assunto sottoscrivendo l'Agenda ONU 30, che, come sappiamo, ha elaborato il principio di sostenibilità non solo economica e ambientale, ma anche sociale, affermando che non vi può essere sostenibilità sociale senza uguaglianza e quindi senza parità di genere. La parità di genere, secondo l'Agenda ONU 30, è un tema trasversale che è importante per arrivare, come dire, a concretizzare anche tutti gli altri obiettivi. E nell'ambito dell'obiettivo 5 si dice esplicitamente che si inserisce esplicitamente l'eliminazione di ogni forma di violenza esercitata nei confronti di donne, adolescenti e bambine, sia nella sfera pubblica che in quella privata, compreso il traffico di donne, lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo.
considerando il contrasto alla violenza un passaggio fondamentale e dirimente per raggiungere l'obiettivo principale della parità di genere. In questo senso sappiamo che anche il nostro governo ha assunto un impegno specifico nel periodo 2021 e 2026, nel giugno scorso, che punta a che cosa? Punta alla riduzione del gap salariale, all'aumento dell'occupazione e a un'eguale rappresentanza politica femminile, premettendo che l'Italia nella classifica del Gender Equality si trova solo al 14° posto in Europa. L'indipendenza economica, la rappresentanza politica e sociale costituiscono passaggi dirimenti anche nel contrasto alla violenza di genere. Si tratta di azioni necessarie e utili a prevenirle, così come ci insegna la Convenzione di Istanbul nel capitolo 3 dedicato proprio alla prevenzione. Credo che una donna economicamente autosufficiente, adeguatamente rappresentata politicamente nelle cariche apicali, che può avvalersi di un welfare adeguato e che le consenta di gestire carriera e maternità, che conosce le battaglie e le storie delle donne che prima di lei hanno lottato per la conquista dei diritti civili, del lavoro e della libertà sessuale, che ha fiducia nella giustizia, sarà più difficilmente vittima di un uomo violento. Se questo le dovrà proprio capitare, avrà a disposizione degli strumenti per uscirne presto e bene. In linea con questi impegni ci sono anche le strategie di genere elaborate dall'Unione Europea per il periodo 2020-2025. E in questo rapporto dell'Unione Europea che cosa risulta? Perché il problema non è solo nel nostro Paese, ma è anche a livello mondiale, ma insomma limitiamoci al panorama europeo, per cui il 33% delle donne nella UE ha subito violenze fisiche o sessuali, il 22% ha subito violenza ad opera del proprio partner e ben il 55% ha subito molestie sessuali anche online. Quindi anche le strategie europee ci chiedono di mettere in campo azioni concrete volte a liberare le donne e le ragazze dalla violenza e dalle molestie. Un focus sull'esperienza e su quello che facciamo come avvocatura. Riprendendo proprio il rapporto della Commissione sul femminicidio, ho recepito con un certo dispiacere, ma insomma in qualche modo ne avevo consapevolezza, che la formazione che viene fatta sia in magistratura ma anche in avvocatura nell'ambito della violenza di genere è ancora insufficiente. Siamo consapevoli che anche nell'ambito non solo civile ma soprattutto penale i reati cosiddetti del codice rosso sono considerati ancora una materia di serie B. Devo dire che i comitati pari opportunità presso gli ordini degli avvocati e anche la commissione pari opportunità attiva presso il Consiglio Nazionale Forense si sta impegnando a tutto campo in questa materia e posso affermare senza timore di essere smentita che sono proprio i comitati pari opportunità che si sono finora sia in ambito civile che in ambito penale si stanno facendo carico della formazione in via esclusiva in questo tema. Presso il Consiglio Nazionale Forense e nell'ambito della rete nazionale del CPO ci sono dei comitati pari opportunità, ci sono dei gruppi di lavoro, ovviamente c'è un gruppo specifico sulla materia della violenza di genere, così come sul linguaggio, sui social, sulla stampa, così problema molto importante quello della stampa a cui faceva riferimento prima il signor prefetto, quindi io faccio parte del gruppo del linguaggio che Fabiana Fusco proprio all'epoca mi ha ben indirizzata. Quindi organizziamo con questi gruppi, ovviamente abbiamo come primo focus sicuramente quello della formazione dell'avvocatura, quindi dei nostri colleghi e colleghe, e si stanno organizzando dei percorsi di alta formazione in queste materie.
Noi, come sapete, a Udine abbiamo organizzato un corso sulla violenza di genere che 2 incontri li abbiamo potuti fare proprio alla vigilia del primo lockdown, gli altri 4 li abbiamo trasmessi, li abbiamo dovuti fare da remoto, e grazie veramente, colgo l'occasione per ringraziare ancora l'Università, perché gli eventi sono ancora visibili, pubblicati sul canale YouTube dell'Università. Perché ne voglio parlare? Perché nell'organizzazione di questo corso noi abbiamo voluto tenere conto che abbiamo organizzato in collaborazione con le associazioni specialistiche forensi, con le associazioni territoriali e ovviamente con il Consiglio dell'Ordine, abbiamo cercato di tenere ben presenti i principi che detta la Convenzione di Istanbul, che è anche appunto in primis la necessità di condividere strategie e strumenti tra le varie istituzioni impegnate nel territorio, che infatti abbiamo voluto con noi, proprio per fortuna è stato il secondo incontro in presenza, proprio per mostrare e testimoniare la condivisione di impegni e di obiettivi. A quali principi abbiamo voluto ispirarci? Abbiamo pensato che il corso dovesse essere rivolto non solo alla difesa ai colleghi e alle colleghe che difendono la persona offesa, ma anche alla difesa dell'imputato e del maltrattante, ritenendo dirimente che l'autore o l'autrice del reato sia comunque al centro dei nostri interessi. Questo perché, da un lato, per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, di cui abbiamo parlato nell'incontro di ieri con la dottoressa Di Nicola, ma anche perché questo modo di gestire la difesa del maltrattante potrebbe veramente veicolare nuovamente pronunce come quella di cui parlavo prima della CEDU, che ha stigmatizzato proprio questo modo di procedere, sia perché riteniamo che il recupero del maltrattante costituisce un tassello fondamentale per spezzare la catena della violenza, e il ruolo del legale o della legale a tal fine può essere rilevante anche nel segnalare le associazioni, i luoghi dove questi percorsi possono essere svolti, e percorsi a cui anche il Codice Rosso fa esplicitamente riferimento, pur sapendo tutti che anche il Codice Rosso è una legge senza invariazione finanziaria, e quindi anche da questo punto di vista diciamo che dobbiamo affidarci alla buona volontà delle associazioni. Abbiamo inteso con il nostro corso valorizzare un'altra cosa molto importante e poco trattata finora, cioè la tutela della violenza in sede civile. Le violenze hanno spesso in parallelo procedimenti di famiglia nei quali per tanto tempo si è ignorato che cosa accadeva, con l'assurda conseguenza di arrivare contestualmente alla pronuncia di provvedimenti contraddittori tra di loro. Alla magistratura in questo ambito dobbiamo l'elaborazione in seno alla scuola superiore della proposta di coordinamento e buone prassi tra gli uffici, che è una proposta di coordinamento che era stata elaborata mi pare poco prima dell'entrata in vigore del Codice Rosso, con 2 obiettivi fondamentali. Uno, proprio quello di evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi, ad esempio un affidamento condiviso e contestualmente in presenza di una misura cautelare di allontanamento. Il secondo, quello di scongiurare plurime istruttorie. Questo è un altro problema importante, perché le plurime istruttorie sono un'altra modalità con cui si declina la vittimizzazione secondaria, perché l'umiliazione e i disagi correlati alla necessità di raccontare più volte i fatti, soprattutto ad esempio quando parliamo di violenza di genere legati agli abusi, alle violenze subite, costituiscono per le vittime un ulteriore motivo di sofferenza. Ma le plurime istruttorie dobbiamo evitarle anche per preservare la genuinità della testimonianza e, perché no, anche per il generale principio di economia processuale.
E quindi in quella sede, nella lezione dedicata alla tutela civile, abbiamo assieme a Gloria Soavi, che è una psicologa del CISMAI, cercato di dare contenuto e contorno al concetto di violenza assistita, quindi alla violenza che coinvolge i minori perché avviene nel loro nucleo familiare o comunque nel loro contesto. E anche con la Presidente Velletti della sezione di Terni abbiamo ritenuto di affrontare i poteri d'ufficio che il Presidente del Tribunale può esercitare non solo rispetto alle violenze già denunciate, ma anche rispetto al fenomeno delle violenze sommerse, che le donne purtroppo ancora accade che tendono a dissimulare in sede di separazione, perché magari attratte da una soluzione consensuale più veloce, che più economicamente, diciamo, fruibili. Per quanto riguarda invece l'altra questione che ci sottopone la relazione della Commissione, che è quella della condivisione delle strategie di protocolli e linee guida, nel nostro Paese ce ne sono molti e diciamo che l'avvocatura è spesso protagonista di questi protocolli, non si è mai tirata indietro, non solo perché consapevole del ruolo sociale di cui anche il Presidente Zanetti parlava prima, ma anche perché è evidente che i difensori di imputati e vittime devono relazionarsi con tutte le istituzioni che sono interessate nell'affrontare, nel contrastare questa materia, e dunque è bene che sappiano che ruoli hanno e che impegni reciprocamente sono stati sottoscritti. Vi cito, senza ovviamente volontà di essere esaustiva, il protocollo operativo per la promozione di strategie condivise sottoscritto nel 2014 nell'ambito territoriale del circondariale di Venezia, le linee guida tra la Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 6 febbraio 2018, dove appunto ci si impegna nei percorsi di formazione. Questo protocollo mi dà l'occasione per riferire in ordine a un'altra esigenza che il rapporto della Commissione ci ha posto, e cioè che gli avvocati forniscano, ed è una richiesta insomma, che anche il dottor Ortolan quando siede ai nostri tavoli formula spesso, e cioè che gli avvocati forniscano una lista di colleghi e colleghe che sono formate nella materia della violenza di genere. Noi ne abbiamo parlato anche in Consiglio di questa questione, è una richiesta che noi dobbiamo contemperare da un lato rispetto al nostro decreto di specializzazioni che come sappiamo ancora su Iudice, ma anche nei limiti che il COA ha di fornire elenchi di avvocati nel rispetto delle regole deontologiche. Comunque in Lombardia e anche in Piemonte, grazie a un protocollo, esiste una lista di avvocati che hanno frequentato un corso che la Regione Lombardia organizza ogni anno a sue cure e spese. Vengono quindi formate delle liste pubblicate sul bollettino ufficiale regionale, alla quale si accede dopo aver frequentato un corso di 15 ore, sostenuto un esame, e che può essere aperto solamente a colleghi e colleghe che hanno già un'anzianità di 5 anni. Nella nostra regione, venendo a noi, abbiamo il protocollo che è stato sottoscritto a Gorizia nel 2019 con il prefetto che allora era a Gorizia, adesso è trasferito a Udine, magistratura, forze dell'ordine, università, prefettura, associazioni territoriali, dove ovviamente si pone l'accento sulle azioni di contrasto alla violenza domestica e di genere, con particolare attenzione ai casi che vedono coinvolti i minori. Per quanto riguarda noi a Udine, le linee guida, sempre tra le stesse istituzioni che ho citato,
furono per la prima volta state sottoscritte nel 2013, quindi all'indomani, diciamo, della 2014, entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, o comunque poco dopo la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul. Diciamo, il lavoro che come Comitato Pari Opportunità stiamo facendo è un'esigenza che è nata veramente sul campo, in occasioni di confronto con i servizi sociali, in cui si è manifestata l'esigenza, ovviamente quando è stato sottoscritto l'altro protocollo io non ero presidenza, l'esigenza ovviamente di attualizzarlo, no? Perché dal 2013 a oggi sono successe tante cose, sono entrate in vigore nuove normative e quindi questa esigenza l'ho rappresentata innanzitutto all'Ordine degli Avvocati, al Presidente del Tribunale, e piano piano abbiamo cominciato a tirare le fila di un tavolo. Ovviamente la pandemia ha un pochino rallentato, ma comunque abbiamo fatto degli incontri anche da remoto. Diciamo che l'oggetto dei primi incontri è stato quello veramente che ogni istituzione dicesse quali erano le criticità nel lavorare nel proprio ambito e che cosa avrebbe voluto di più nel rapportarsi più adeguatamente, efficacemente con le altre istituzioni. Diciamo che l'obiettivo ovviamente riguarda la provincia di Udine, che insomma è abbastanza grande, ha realtà diverse, ad esempio ha ben 5-6 aziende sanitarie, perché abbiamo coinvolto anche le aziende sanitarie, l'ordine degli psicologi, e diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di creare un compendio dei protocolli che sono esistenti sul territorio, in modo tale che chiunque si trovi a gestire una situazione del genere, prendendo questo protocollo, possa avere tutto a portata di mano. Abbiamo condiviso, no, i preamboli finora di questo lavoro con la professoressa Filì e il protocollo e il Presidente del Tribunale. L'impegno è quello appunto di rendere, come dicevamo anche prima, il protocollo fattivo e operativo anche con interventi nel territorio e nelle scuole. Grazie. Grazie all'Avvocata Rifiorati per questa ulteriore testimonianza e resoconto di quello che è stato fatto e di tutto quello che c'è ancora da fare, perché ovviamente è una rete che dobbiamo continuare a tessere. Passo infine la parola all'amica e collega Lorenza Driul. La professoressa Driul è la direttrice attuale della clinica ostetrica e ginecologica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ed è professoressa, quindi docente universitaria di ginecologia ostetricia. Con lei abbiamo fatto molte cose e ancora ovviamente ne faremo. Ed è una delle promotrici del corso di medicina di genere, insieme ovviamente a tutto il gruppo del Dipartimento di Area Medica e al suo direttore. Ti cedo la parola. Grazie, buonasera a tutti e a tutte, grazie Valeria e grazie all'Ordine degli Avvocati per l'invito. Grazie per aver invitato un tecnico, quindi un ginecologo, per un argomento così importante come questo seminario in occasione proprio della giornata per e contro l'eliminazione, per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un pensiero e una riflessione sicuramente importante sulla formazione. In particolar modo mi avete chiesto un pensiero sulla formazione della classe medica e degli operatori sanitari e vi ringrazio per questo, perché in effetti, come vedrete, la formazione è ancora in divenire. Sicuramente dal punto di vista della, non so se riescono a scorrere le diapositive, ma volevo ricordarvi che nel 2017 all'interno dell'azienda per decreto legato appunto alla Gazzetta ufficiale ci siamo occupati della formazione e della prevenzione per il contrasto appunto della violenza maschile contro le donne.
In particolar modo ci tengo a ricordare che questo decreto e queste linee guida ci hanno portato a riflettere sull'importanza proprio della formazione professionale, ma soprattutto dell'aggiornamento continuo di tutti gli operatori e di tutte le operatrici come elemento fondamentale, indispensabile per l'accoglienza, per la presa in carico e per la rilevazione del rischio e non solo, anche per la prevenzione. Perché è importante queste indicazioni? Perché dal 2017 ci siamo occupati di identificare le dinamiche, di studiare le dinamiche della violenza, le conseguenze sulla donna, sulla famiglia, la tutela. In particolar modo è importante, a mio avviso, ricordare che ci ha spinto a condividere un sapere comune, ci ha spinto a una crescita professionale in rete e condivisa. Perché molto spesso noi medici, ginecologi e ostetriche siamo molto brave in sala parto, in sala operatoria, nei nostri ambulatori, però quando poi ci troviamo di fronte a una segnalazione, a voi, alla procura, devo dire che molto spesso il panico e l'impreparazione, e vi assicuro che io in tutti questi anni l'ho viste, regna abbastanza frequentemente nei nostri ambulatori. Perché questo? Perché abbiamo paura di non essere adeguati nel fornire tutti gli strumenti a voi necessari, perché al di là del nostro compito, la parte legata all'obbligo della denuncia, alla modalità, alla tempistica della denuncia, è sicuramente un argomento che ci portava ad avere molta ansia nell'affrontare questo tema, appunto, e ad affrontare le vittime di violenza. E allora sono andata a vedere se all'interno del corso di laurea di medicina dell'Università di Udine, che come vedete dal manuale riporta l'importanza del ruolo del medico che deve avere nel relazionarsi con le responsabilità sociali, quindi mi sono chiesta se all'interno del corso di laurea ci fosse un ambito dedicato alla formazione in questo tema. E quindi parto dalla fine e parto proprio dall'unico corso che in questo momento c'è, che è il corso che grazie alla professoressa Filì all'università abbiamo coordinato sulle pari opportunità e inclusione, e che avremo modo di condividere con tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, ostetriche, grazie appunto alla presenza e all'intervento della Polizia di Stato. E di questo appunto ha già parlato la professoressa Filì, ma ritengo che anche questa seconda edizione, quindi andare avanti e apportare sempre delle novità in questo nuovo corso, sia sicuramente un cammino importante. Questo è quello che è stato fatto in passato. Nel 2019 ho organizzato questo corso opzionale all'interno dell'area medica, violenza di genere, violenza sessuale, un problema di sanità pubblica, e mi sono sorpresa tantissimo, perché pensavo che gli studenti non avrebbero aderito a questo evento. Avevamo 250 posti nell'aula polifunzionale sotto la chiesa della nostra azienda sanitaria, e 250 posti erano proprio occupati da tutti i medici del corso di laurea di medicina. Questo a testimonianza di un'esigenza di formazione. Ho avuto anche l'onore di coordinare questo corso di laurea, che è il corso di laurea di ostetricia, e il corso di laurea di ostetricia prevede un corso dedicato al terzo anno in questo modulo che fa riferimento all'etica, al counseling ostetrico-ginecologico. Questo perché in realtà a livello regionale le indicazioni sono chiare, c'è un percorso ospedaliero per le donne che subiscono violenza, abbiamo un nostro protocollo interno che ci aiuta, però guardate, questo è una tesi che è stata premiata proprio in ricordo nel 2016 di Silvia. Questa tesi è stata portata avanti da un'ostetrica del corso di laurea che appunto coordino, e
stata poi ampliata ulteriormente perché l'anno successivo i dati sono stati ampliati e non riguardavano soltanto il Friuli Venezia Giulia ma anche il Trentino Alto Adige. A testimonianza, a conferma di quanto avevamo detto quella volta, sicuramente le ostetriche si ritengono non adeguatamente preparate su questo tema e guardate ancora di più perché riflettono in quali occasioni la loro preparazione viene appunto ulteriormente sul tema della violenza e come vedete soltanto su corsi di aggiornamento aziendali e insieme alla Polizia di Stato nel 2019 ne abbiamo fatti 4 o 5 all'interno della nostra azienda. Però guardate la percentuale della formazione scolastica universitaria, loro riportano soltanto il 17%. L'indicazione quindi evidentissima da questo studio è proprio la mancanza e la necessità di una formazione specifica su questo argomento, perché di fronte ai casi di violenza molto spesso ci troviamo di fronte ad una paura nella risposta, per un'incapacità di poter affrontare, questo dicono le ostetriche, questo vaso di Pandora che di fronte appunto a delle domande specifiche può essere scoperchiato. Quindi le ostetriche, i medici, gli infermieri spesso hanno paura proprio di trovare la forza per affrontare poi la capacità di trovare le risposte e a volte e vabbè lo metto con i puntini, c'è anche un discorso legato alla mancanza di tempo, però vorrei ricordare questo aspetto perché la gravidanza violenta è una gravidanza a rischio, è un tabù radicato sicuramente e quando parliamo di gravidanza a rischio spesso parliamo di diabete in gravidanza, di preeclampsia, di tante complicanze, però ricordo che in realtà questa gravidanza violenta è sicuramente più frequente delle altre complicanze. E qual è il rischio? Dati, ce ne sono tantissimi, vi riporto questo: una gravidanza violenta è associata a un parto pretermine, è associata a un bambino che nasce più piccolo, a un bambino che ha un peso non adeguato e nascere prima del termine, lo sappiamo noi molto bene, ha poi degli esiti e degli handicap a lungo termine veramente molto molto gravi e importanti, quindi gravidanza violenta, gravidanza a rischio ed esiti legati appunto al parto pretermine. 2 minuti proprio sui nostri dati, perché ho voluto rivedere i nostri dati e i casi di violenza sessuale negli ultimi anni. 16, 17, 16, 14 dal 2018-2021, 14 più 1 perché ieri pomeriggio proprio senza neanche farlo apposta mi hanno chiamato proprio per una violenza sospetta su minore. Questo significa che è soltanto un apice e sappiamo che la nostra azienda è un'azienda grandissima perché va da Sappada fino a Lignano, quindi copre un territorio molto molto vasto e le violenze su minori e su minori inferiori ai 10 anni come vedete ci sono e sono veramente dei momenti molto delicati come potete immaginare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista appunto della nostra assistenza. Le provenienze delle vittime sono per lo più italiane, e il contesto è un contesto per lo più legato alla donna nubile, alla donna senza figli, prima violenza nell'83% dei casi non è la prima violenza, quindi questo significa che molto spesso ci troviamo di fronte a delle violenze reiterate. E l'aggressore, come vedete nelle percentuali, sommando familiare e compagno e coniuge, è molto spesso all'interno del contesto familiare. Intervallo tra la violenza e le cure mediche. Direi che è un intervallo inferiore alle 24 ore nel 60% dei casi e questo grazie alla provenienza, perché nel 55% dei casi la paziente giunge alla nostra clinica accompagnata dalle forze dell'ordine e nel 46% dei casi si presenta appunto da sola.
e spesso ci sono degli abusi di sostanze, come vedete in grande percentuale, e le prescrizioni da parte nostra sono fondamentali per la prevenzione di eventuali malattie sessualmente trasmesse dopo l'atto di violenza sessuale, e sono fondamentali anche in alcuni casi per prevenire nel tempo utile gravidanze appunto non desiderate. Ultima diapositiva, una riflessione, perché all'interno della nostra realtà in clinica, di fronte a una violenza sessuale, il tempo medio con un protocollo che abbiamo condiviso e che stiamo condividendo quotidianamente appunto con la procura e con la polizia, però il tempo medio di questa prestazione è di circa 3 ore se il personale è un personale adeguato e formato per affrontare questa problematica. Concludo dicendo che sicuramente siamo partiti, ma che il nostro viaggio è ancora un viaggio lungo, è un viaggio lungo nella formazione che non solo, come è stato detto prima, dovrebbe partire in generale dalle elementari, ma che ritengo debba essere rafforzata in maniera importante a livello della nostra realtà medica e di tutti gli assistenti sanitari che ci stanno vicino. Grazie per l'attenzione. Grazie alla professoressa Driul, è vero, è un viaggio che stiamo facendo, come si dice in questa sede abbiamo avuto molte istituzioni che hanno parlato, ma le istituzioni le fanno le persone, e la presenza in questa sede di tante persone che sono ancora qui, che voi non vedete da casa ma che sono ancora qui, che hanno voluto essere in prima persona e metterci la faccia, è significativo. Quindi le persone qui presenti sicuramente si stanno facendo carico direttamente di questo fardello per riuscire a fare qualcosa di concreto per migliorare la situazione. Ovviamente ciascuno nel suo ruolo e un passo per volta. Adesso io farei l'ultimo cambio di tavolo e mi faccio da parte e chiamo la commissione che ha valutato le tesi di laurea presentate per il concorso in memoria di Silvia Gobbato, la professoressa Maria Cristina Nicoli, che ha presieduto la commissione, il professor Francesco Bilotta, che finalmente dal backstage abbiamo potuto vedere, e l'avvocata Pinari Fiorati hanno fatto parte della commissione. Io adesso lascio il mio posto, così poi potete chiamare le premiate. Voglio soltanto ringraziare di nuovo per la presenza la famiglia e i genitori di Silvia Gobbato, e voglio ricordare che è stata la magnifica rettrice professoressa Cristiana Compagno a istituire questo premio all'inizio, la prima edizione. Siamo già alla quinta. Prego. Bene, buonasera a tutti e a tutte. Un premio serve, come in questo caso, a ricordare una persona che non c'è più, una persona che ha pagato con la vita l'essere donna, e ricordare una figlia in qualche modo dell'Università di Udine, però è anche un modo per fare cultura e contribuire alla formazione. Quindi per me è un grandissimo piacere, anche un grandissimo onore, come dire, essere la portavoce dei lavori che la commissione composta da me, dalla sottoscritta, dal collega Francesco Bilotta e dall'avvocata Pinari Fiorati ha fatto per la quinta edizione del premio Gobbato. Allora, la prima cosa che avevo piacere di dirvi è innanzitutto che questa commissione ha valutato 7 tesi, 7 elaborati provenienti da candidati e candidate di lauree triennali, magistrali, lauree a ciclo unico, ma quello che ci tenevo molto a dire è che questi elaborati provengono da corsi di laurea molto diversi. Questo significa sostanzialmente che il tema della violenza di genere è stato affrontato con prospettive diverse, quindi prospettive che provenivano da formazioni, da livelli culturali e ambiti culturali completamente diversi.
Noi abbiamo analizzato tesi che provenivano, che erano state presentate che erano state discusse nell'anno 19-20 e nel 20-21. E adesso vi riporto l'esito che è emerso dai lavori di questa commissione. Innanzitutto abbiamo ovviamente individuato la tesi meritevole del premio Gobbato della quinta edizione, ma abbiamo ritenuto anche di fare delle speciali menzioni. E quindi parto dalle due menzioni e parto dalla prima che la Commissione ha individuato, che è nella tesi della dottoressa Irene Urbani. La dottoressa Urbani ha presentato una tesi dal titolo Amore criminale, analisi antropologica del femminicidio in Italia tra stereotipi di genere e comunicazione mediatica. In quanto con l'ampiezza data ad un elaborato di un corso di laurea triennale, la dottoressa Urbani affronta il tema importante della comunicazione dei fatti di violenza a mezzo di principali mezzi di informazione, sottolineando come tale comunicazione possa essere veicolo e strumento di radicalizzazione degli stereotipi di genere, contribuendo altresì alla vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza. Le facciamo, anche se lei fisicamente non è presente, le nostre congratulazioni. La seconda menzione speciale invece è andata alla tesi del dottor Matteo Guiana dal titolo Tradurre con te degli studi di genere, proposta di sottotitolazione di 2 seminari, in quanto ha posto in particolare evidenza come l'utilizzo del linguaggio possa incidere sul permanere degli stereotipi e dei pregiudizi non solo con riguardo al genere ma anche all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Ci congratuliamo con lui per l'ottimo lavoro svolto. Quindi arriviamo ora al premio della quinta edizione del premio Gobbato e il premio quest'anno va alla dottoressa Marcella Casola, che ha presentato una tesi dal titolo Molestie nei luoghi di lavoro e dignità della persona, teoria e prassi. Leggo ora la motivazione del premio. La dottoressa Marcella Casola analizza con acume e rigore metodologico il fenomeno delle molestie di genere sul luogo di lavoro, rilevando come esse si fondino su una cultura patriarcale con l'intento dichiarato in apertura del suo lavoro di contribuire al cambiamento della società attraverso il diritto. Di particolare rilievo infatti lo sforzo di dimostrare come gli strumenti giuridici non abbiano solo una funzione remediale e sanzionatoria, ma bensì anche preventiva. Il diritto, pertanto, insieme all'educazione scolastica e alla diffusione di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della dignità, diventa snodo centrale della creazione di una società rispettosa delle donne e al contempo efficace strumento di empowerment. Si segnalano in particolare la valorizzazione degli strumenti di soft law, come la creazione di buone pratiche e lo studio di attività svolte dall'Ateneo Udinese per il contrasto delle molestie di genere. Per tutte queste ragioni, la Commissione dichiara la dottoressa Casola vincitrice della quinta edizione del premio in memoria di Silvia Gobbato. Congratulazioni. Grazie infinite, vorrei ringraziare innanzitutto l'Università e l'Ordine degli Avvocati di Udine, ringrazio, centrale, e vorrei ringraziare i genitori di Silvia Gobbato e soprattutto il CUG di Ateneo. Volevo dire soltanto che ho sempre partecipato agli eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale contro l'eliminazione della violenza sulle donne e ho sempre assistito al conferimento del premio Gobbato da spettatrice, quindi per me è veramente un onore essere da questa parte del tavolo. E appunto avete già nello specifico illustrato le tematiche della mia tesi. Io ho appunto voluto concentrarmi su quelle che forse sono le condotte più insidiose e sottili che possono intaccare l'ambiente di lavoro, che sono appunto le molestie di genere e molestie sessuali. Mi sono chiesta più che altro quale fosse il ruolo del diritto in questo senso e mi sono risposta che il diritto sì può essere una arma deterrente sicuramente dalla sovrapposizione della
della disciplina delle molestie a quella delle discriminazioni discende tutta una tutela giurisdizionale potente. Però il diritto è anche capace di muoversi in un'altra direzione, fornendo quindi una tutela preventiva, valorizzando figure professionali come il consigliere e la consigliera di parità, incentivando le attività dei comitati unici di garanzia, promuovendo appunto tutte queste attività di formazione. L'esempio dell'Università degli Studi di Udine è sicuramente un esempio virtuoso, in quanto con tutte le attività che già sono state citate, come il corso delle pari opportunità, a cui tra l'altro io ho anche partecipato, oppure introduzione del bilancio di genere come strumento di monitoraggio, o anche l'adesione al protocollo del manifesto della comunicazione non ostile, al manifesto del protocollo di intesa contro la violenza di genere. Insomma, sono tutte degli interventi ex post che fanno sì che si possa diffondere una cultura di genere e dell'inclusione, perché appunto sappiamo che nel diritto antidiscriminatorio le battaglie si vincono ex post. Grazie. Vorrei solo, se mi è concesso, vorrei fare un ringraziamento particolare alla mia professoressa, alla mia relatrice, la professoressa Valeria Filì, perché mi ha dato tanto, non solo a livello didattico ma a livello proprio personale, e se mi è concesso vorrei dedicare questo traguardo ai miei genitori. Grazie. Bene, io spendo solo 2 parole per ringraziare tutti della presenza, della collaborazione per la riuscita di questo evento. Intanto l'Ordine degli Avvocati, il suo Presidente e la Presidente del Comitato Pari Opportunità, l'amica Pina Rifiorati. Ormai noi abbiamo fatto un percorso insieme, possiamo dirlo, no? Dopodiché un grazie va anche alla professoressa Nicoli, che insieme con Pina mi ha consentito di sperimentare delle ore, perché noi abbiamo passato quasi una giornata a leggere queste tesi e a scambiarci dei punti di vista. Quindi è stata un'occasione anche per noi di riflettere su temi che magari non coltiviamo nella nostra quotidianità, per dire come non c'è mai fine all'imparare cose nuove, al vedere punti di vista che non si erano considerati in precedenza. Allora io spero che il messaggio che ci portiamo a casa un po' tutti oggi sia proprio questo, anche sulla sollecitazione della bellissima lezione di Paola Di Nicola Travaglini, e cioè guardare l'invisibile. Per guardare l'invisibile c'è bisogno di un pensiero laterale, c'è bisogno di considerare le cose da punti di vista che fino a quel momento non avevamo preso in considerazione. Per fare questo, una cosa che io pratico costantemente con Paola, dicevo prima ai ragazzi che ringrazio e che ci hanno dato una grande mano alla riuscita concreta della giornata odierna, avrei bisogno costantemente di risentire Paola Di Nicola Travaglini. Paola, perché ormai, come ha detto lei, è un'amica del Premio Gobbato, è un'amica di Udine, perché con lei riesco a realizzare un dialogo costruttivo. Ogni volta mi fa delle domande, forse le deriva dal fatto di essere giudice penale, è una sorta di deformazione, mi fa delle domande che apparentemente sono delle domande innocenti, perché mi chiede un punto di vista su un determinato tema, no? Ma in quel momento mi invita a riconsiderare per l'ennesima volta quel tema da un altro punto di vista. L'ho fatto oggi anche a pranzo, per cui non è una cosa che affonda le radici nel ricordo del passato. Ecco, quindi io ringrazio lei perché mi fa sperimentare questo esercizio, che dovrebbe essere un esercizio per tutti. Dialogare, dirci le cose, non rimuovere i problemi, perché al fondo delle discriminazioni c'è il silenziamento, c'è la rimozione di quelle dinamiche di potere di cui ci ha parlato prima. Ecco, se le vediamo, se impariamo a vederle, a riconoscerle, è quello il momento in cui possiamo fare lo scatto e cambiare veramente le cose. Io non so se dico una cosa riservata o se la posso dire. Ovviamente intenzione di continuare con la tradizione del premio in memoria di Silvia Gobbato. Speriamo, questa è l'intenzione, speriamo di riuscirci il prossimo anno di arrivare a una gemmazione del premio, per cui premiare separatamente le tesi laurea triennale dalle tesi a ciclo unico oppure
tesi di corsi di laurea specialistica, perché evidentemente sono tesi che hanno livelli di approfondimento diversi e che effettivamente ci ha un po' messo in difficoltà come commissione, perché ovviamente dovevamo adottare criteri pensati in maniera standardizzata e invece li dovevamo applicare a contesti diversi. Quindi andiamo avanti, sperando che un giorno non ci sia più bisogno di una giornata come questa. Questo è un auspicio, ma sappiamo che fa parte, come dire, di un orizzonte che è sempre al di là dall'essere raggiunto. Per cui continueremo nella nostra quotidianità come università, come operatori del diritto, e devo dire che spero che l'esempio un po' ce l'hai appena raccontato, no? Ci sia questa trasmissione da una generazione all'altra. Noi abbiamo fatto un pezzo di strada, ora il pezzo di strada è nelle vostre mani e soltanto insieme riusciremo a raggiungere quel traguardo che la professoressa Driul ci ha fatto vedere nella sua ultima slide dell'intervento. Quindi grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi oggi.